Una buona giornata a tutti e ben ritrovati con Sveglia Trieste, mercoledì 21 giugno, primo giorno d'estate che inauguriamo questa mattina in compagnia dell'assessore regionale all'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro, che sarà qui da noi alle 8 fino alle 9, con lui parleremo dei vari temi, in primis quello che riguarda le sue deleghe, quindi la gestione regionale per quanto riguarda l'ambiente, le risorse energetiche, un po' tutto ciò che ruota attorno alle competenze della giunta regionale. Dalle 9 alle 10 avremo ospite Michele Annovello, presidente della quinta circoscrizione di Trieste, la circoscrizione che si occupa dei rioni di San Giacomo, Barriera Vecchia, Barriera Nuova, e quindi con lei anche altri approfondimenti sulle zone particolari della città. Avremo i collegamenti con Gianluca Paladin già a partire dalle 7:45 circa. Oggi è il giorno del primo esame, della prima prova dell'esame di matura, quindi insomma anche l'in bocca al lupo da parte mia, da parte della redazione di Tele4 agli studenti che si apprestano a questo, che per loro ovviamente rappresenta uno scoglio da superare, l'esame di maturità. Tutti noi che l'abbiamo fatto abbiamo magari il ricordo del giorno prima, del giorno stesso, come abbiamo affrontato lo stesso esame, con l'emozione, con la tensione, chi magari era più tranquillo, eccetera. Lo scopriremo dalla voce degli studenti, proprio con Gianluca Paladin nel corso dei collegamenti della mattinata. Andiamo a leggere la situazione meteo. L'anticiclone nordafricano si spinge oltre le Alpi con una massa d'aria decisamente calda in quota. Venerdì una depressione atlantica determinerà instabilità per il temporaneo arrivo in quota d'aria più fresca. La prossima settimana poi tornerà l'anticiclone. Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, con caldo in genere afoso, specie di pomeriggio in pianura. Sulla costa la brezza manterrà massime più basse rispetto alle zone interne, temperature eccezionalmente elevate ad alta quota con 20 gradi a 2000 metri e zero termico a 4500 metri d'altezza. Le temperature minime 20-23 gradi, massime che toccano i 29 gradi centigradi, quindi giornata da passare per chi può al mare, viste le temperature. Per domani, giovedì 22, cielo sereno poco nuvoloso, sempre con caldo afoso, e con sulla costa vento a regime di brezza che mitigherà il caldo pomeridiano per domani, temperature eccezionalmente elevate anche in questo caso, fino a 20 gradi ai 2000 metri di altezza. Domani le massime toccheranno i 31 gradi centigradi, le minime fra i 22 e i 24 gradi. Per andare a vedere un po' il dettaglio circa le prossime giornate, già venerdì la situazione tende a peggiorare con l'arrivo di una perturbazione e quindi probabili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale può essere anche forte, temperature massime in calo, poi il bel tempo ritornerà invece con sabato barra domenica e l'inizio della prossima settimana. Quindi la giornata che secondo le previsioni è da attenzionare è quella di venerdì, con possibili temporali sparsi su tutto il Friuli Venezia Giulia. Andiamo a leggere le notizie, cominciamo dal Corriere della Sera, nella sua prima pagina, per vedere i titoli di oggi. Sbarchi e Unione Europea, intesa con Parigi, l'incontro all'Eliseo, i due leader, i nostri paesi sono legati, sintonia su un nuovo patto di stabilità. Giorgia Meloni, io e Macron non siamo ragazzi che litigano, Expo, la corsa di Roma. Diversi argomenti in questo titolo. Intanto l'intesa con la Francia per gli sbarchi e la regia dell'Unione Europea sulla gestione dei migranti. Il tema giustizia, se si parte col piede sbagliato, è l'articolo di fondo di oggi a firma di Giovanni Bianconi. Il capo dello Stato Mattarella, giustizia fiscale prevista dalla Costituzione, e poi sempre presidente Dem, in questo caso Bonaccini, il Partito Democratico non sarà subalterno, serve un'iniziativa tutta nostra. Intervista con Lula in Ucraina, nessuno vincerà, ci vuole la pace. Russia e Ucraina, nessuno vincerà, bisogna parlare di pace, dice il presidente del Brasile Lula. Poi i migranti spinti dai greci verso l'Italia, quei racconti sul naufragio, scrive Gianni Santucci. L'inabissamento del peschereccio che trasportava 747 migranti
tra i quali ci sono almeno 643 vittime, sarebbe dovuto a una manovra molto rischiosa, il tentativo della Guardia Costiera greca di rimorchiare il peschereccio ormai col motore fuori uso, attorno alle 2 della notte tra il 13 e il 14 giugno, racconti non nuovi, ma che ora sono diventati testimonianze giurate, verbali giudiziari firmati da alcuni superstiti di fronte alla magistratura greca che coordina l'inchiesta sul naufragio a 45 miglia dalla costa del Peloponneso. Su questo si concentrano scusate, le indagini su come è andata al largo delle coste greche. In fondo all'oceano chi sono i 5 nel sommergibile? Alla pagina 18 vengono raccontati i volti delle persone intrappolate in questo sommergibile. Diciamo intrappolate perché? Perché non dà più segnali, o meglio ne ha dati alcuni in queste ultime ore di sua presenza in fondo al mare. Ricordiamo, si tratta di un sommergibile che è stato organizzato per andare a fare una tappa di escursione al relitto del Titanic, quindi in pieno oceano Atlantico, sommergibile che non ha dato più segnali di sé da diverso tempo, e quindi si ipotizza un guasto, si ipotizza un incagliamento, un problema tecnico o comunque di natura elettronica o meccanica che sta impedendo al sommergibile di ritornare all'aria aperta, e quindi c'è la corsa dei soccorsi, chiedo scusa il gioco di parole, contro il tempo per poterlo riportare a galla, visto che l'aria, l'ossigeno all'interno di questo sommergibile ha i tempi contati. Ci sono ancora un paio di giorni di tempo scarsi per poter come tempistica stimata, per poter poi trarre in salvo i 5 che sono all'interno dello stesso sommergibile, proprio perché poi l'ossigeno mancherà a danno di queste 5 persone all'interno del sommergibile. Poi magari vediamo qualche dettaglio in più. Intanto in edicola il libro Emanuela Orlandi, 40 anni senza verità, uno dei casi più misteriosi a livello nazionale nella storia recente dell'Italia, quella della scomparsa di Emanuela Orlandi. C'è un libro in edicola che cerca di fare un po' di chiarezza su tutte le voci, anche i falsi miti, le false notizie attorno alla scomparsa della ragazza. Rivelò segreti d'ufficio, Davigo condannato, impugno la sentenza, dice il caso Amara, all'ex PM 1 anno e 3 mesi, mentre al centro la foto della Capotondi che dice la mia notte prima degli esami, la racconta Chiara Maffioletti. Oggi 536.000 studenti torneranno tra i banchi per l'esame di matura. Cristiana Capotondi, oggi 42enne, ha legato il suo volto al film La notte prima degli esami e ricorda: nella realtà io sbagliai la prova di italiano e consegnai il tema incompleto, ha scritto, scrive oggi il Corriere della Sera, andando a ripescare una delle interpreti, la principale, il volto femminile del film Una notte prima degli esami, proprio perché oggi, come detto, parte la prima prova dell'esame di matura per 536.000 studenti in Italia. Scontro sui figli di 2 mamme, atto politico, il caso Padova, alle pagine 6 e 7, norme chiare, l'unica strada è l'adozione, dice la ministra Roccella in risposta, in questo caso sempre a pagina 6. Devo applicare la legge, scrive Massimo Gramellini nella rubrica che chiude la pagina Il caffè, e poi Gianelli nella sua vignetta, Giorgia Meloni a Parigi, europeista sì ma 100% italiana. Si vede nella vignetta, guardando a Giorgia Meloni, in questa foto disegnata accanto a Macron per questo bilaterale fra i 2 paesi, con l'intesa sugli sbarchi e quindi sulla gestione dei migranti. Noi ora ci spostiamo all'interno del piccolo per vedere invece ciò che a livello anche locale si racconta della giornata. Noi tassisti esposti a troppi rischi, alla pagina 21 l'approfondimento su quelle che sono le problematiche del comparto proprio dei tassisti. L'altro titolo, Varzila, urso in campo, il ministro delle imprese raccoglie la richiesta dei sindacati, venerdì ci sarà un incontro
proprio qua a Trieste. Pietas Iulia, le foto raccontano a pagina 26, lo vedremo fra non molto, poi il processo a Brescia, le rivelazioni di segreto d'ufficio, Davigo condannato a 15 mesi, e l'osservatorio antimafia, caporalato e illeciti nei cantieri, guardia alta anche in regione, proprio con l'osservatorio antimafia che non molla la presa su quelle che possono essere quelli che possono essere i possibili fenomeni di caporalato anche in Friuli, Venezia e Giulia, con illeciti nei cantieri e quindi situazioni non chiare a livello contributivo, ma soprattutto salariale e di trattamento del lavoro di per sé. Mattarella chiede giustizia fiscale, ogni cittadino deve contribuire. Meloni e Macron siglano la tregua, frontiere comuni da difendere, è il virgolettato ripreso dall'articolo del Piccolo. Ancora altri argomenti: dal 1° luglio mini riduzione sullo sconto sui carburanti, alla pagina 10 il dettaglio, poi approfondiremo anche con l'assessore Scoccimarro. La sicurezza, da Santa Croce fino a Valmaura, sequenza di furti in auto e furgoni. In questo caso si torna a parlare del fastidioso problema dei furti nelle abitazioni, ma non solo, anche ai danni dei mezzi, e lo si fa nella pagina 23 del quotidiano. Poi Stefano Buzzer, lavoro di nuovo e rifarei tutto, si racconta, pagina 15. Fabio Genovesi, così il mio mozzo cambiò la storia, alle pagine 30 e 31. Le prime notizie del Piccolo passano dalle tasse al richiamo di Mattarella all'accordo dei migranti che vedremo tra poco. Tutti devono contribuire, giustizia fiscale tra cittadini, semplificare senza zone grigie, l'abuso d'ufficio non ci interessa. L'intervista a Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, che inaugura la nuova sede negli Stati Uniti. Ci servono leggi che aumentino la competitività delle nostre imprese, aspettiamo da 40 anni le riforme, il PNRR va nella giusta direzione. Il costo dell'evasione, 1.700 euro a testa, l'evasione fiscale in Italia nel 2022, qui i valori in milioni di euro, con il dato più alto nel mezzogiorno, poi il nord-ovest, il centro e il nord-est. Andando a vedere il valore del Friuli, Venezia e Giulia, sono 1.980 come fenomeno di evasione fiscale, con i valori in milioni di euro. A guidare invece è la Lombardia, poi Lazio, Campania, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, Toscana, Piemonte, Puglia, Calabria, Liguria, Marche, Sardegna, Abruzzo, Friuli, Venezia e Giulia, Umbria, le province autonome di Bolzano e di Trento, in quest'ordine, la Basilicata, il Molise e la Valle d'Aosta, in questa sorta di classifica di gettito di evasione fiscale in milioni di euro in Italia, un divario da oltre 99 miliardi. Il tax gap, cosa vuol dire? L'ultima relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale contributiva pubblicata dal MEF riporta una tax gap in calo sotto la soglia dei 100 miliardi di euro a 99,2, corrispondente a una propensione all'evasione pari al 18,3%. Per tax gap si intende il divario tra le imposte e i contributi versati e quelli che dovrebbero essere versati in un regime di perfetto adempimento. La propensione all'evasione invece è il rapporto in percentuale tra l'ammontare di questo tax gap e il gettito teorico. Le stime contenute nella relazione però non coprono tutte le entrate. Tenendo conto dell'evasione sui contributi sociali dei lavoratori autonomi, si arriva a un buco nero di 122 miliardi. IVA, IRAP e canone RAI mostrano una tendenza decrescente, mentre la propensione all'evasione dell'IRPEF da impresa e lavoro autonomo continua ad aumentare. La legge di bilancio finanziaria con poche coperture, l'ufficio parlamentare di bilancio bacchetta il governo sulle coperture della riforma del fisco. Secondo il rapporto dell'Authority dei conti pubblici, presentato ieri in Parlamento, vanno risolte le incertezze riguardanti l'individuazione di adeguate coperture finanziarie degli interventi che si prospettano: il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, le pensioni, la riduzione della pressione fiscale. Ecco, a questo servono le coperture. L'IRPEF e l'IVA, le tasse più evase, con più evasione. Sebbene sia in costante calo, l'evasione fiscale resta elevata in Italia e in modo ciclico aumenta nelle fasi di difficoltà economico-finanziarie. A oggi la più evasa d'Italia è l'IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche. Il gettito mancante, secondo il Tesoro, è stato di circa 32 miliardi di euro. Segmentando per attività
e agente economico, emerge che allo Stato manca il 68,3% dell'IRPEF dovuto dagli autonomi e dalle imprese. Di contro, manca soltanto il 2,8% dell'IRPEF dovuta dal lavoro dipendente irregolare. Non va meglio sul fronte dell'IVA. L'imposta sul valore aggiunto ha generato un tax gap del 19,3% nel 2020, circa 7 punti percentuali in meno rispetto al 2015, una buona performance, ma che non è ancora sufficiente ad adeguare l'Italia agli standard comunitari a livello europeo. Poi il sommerso, un fardello da quasi 175 miliardi, la crisi nel 2022 ha colpito anche l'economia non osservata, il cosiddetto sommerso, che secondo l'ultimo rapporto Istat nello scorso ottobre è calata del 14,1% a quota 174,6 miliardi di euro, il 10,5% del PIL. Nello specifico il sommerso, in senso stretto, è stato pari a 157 miliardi di euro, mentre le attività illegali sono state pari a 17 miliardi di euro. Rispetto al 2019 il valore dell'economia non osservata si è ridotto complessivamente di quasi 30 miliardi. Tredicesime più ricche, il governo rinvia la flat tax incrementale e riduce al 15% il prelievo sui premi straordinari. Stop al maxi acconto dell'IRPEF a novembre, si potranno rateizzare i pagamenti sulla base mensile. Qui il grafico dell'istantanea con il cuneo fiscale italiano nel 2022 per il caso base lavoratore single senza figli con reddito medio. Qui è preso uno standard, ovviamente non vale per tutti, e poi c'è tutto il pacchetto di quanto è il costo del lavoro, il cuneo fiscale, i contributi da lavoro dipendente, dal datore di lavoro, l'imposta sul reddito, quindi ciò che arriva in busta paga più il cuneo fiscale, e tutto questo dà un valore, come detto, standard, che però è utilizzato per avere una media da poter illustrare. Pagina diplomatica, migranti, tregua Meloni-Macron, vertice di 2 ore tra il presidente francese e la premier all'Eliseo, serve una politica coerente di protezione delle frontiere comuni. Giorgia Meloni dice: con Parigi condividiamo una sensibilità comune su molte materie. Emmanuel Macron dice: l'amicizia tra il nostro paese e l'Italia è molto più grande dei disaccordi, ha detto il presidente francese. Bin Salman in missione a Parigi per strappare Expo 2030 a Roma. Il principe ereditario saudita ha lanciato la sua offensiva diplomatica. Il principe Bin Salman è a Parigi per una visita di una decina di giorni. Venerdì è stato accolto proprio dal presidente francese Macron per questa missione sull'Expo che vogliono cercare di portare nei paesi arabi anziché la destinazione più quotata, che è quella dell'Italia con Roma. Abbiamo la pagina della guerra in Ucraina, ma anche una telefonata, se così sentiamo. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Sentami, siamo del Borgo San Sergio. Allora, abbiamo pieni di corvi, non possiamo più uscire dai portoni. Siamo stati anche aggrediti, più una persona, è una roba fuori mondo. Cosa si può fare? Non lo so, bisognerebbe chiedere alla protezione, no, più che alla protezione. Allora, la protezione animali, perché 15 giorni fa abbiamo trovato anche una morta. Si è venuti a prendere, però il resto non hanno fatto niente. E non è possibile perché siamo stati 11 persone aggrediti. Ok, polizia locale? Siamo disperati. Avete Vanno di via Mauaz, via Raskovic, via Fonda. Là c'è un gruppo perché deve avere piede nidi, non so perché non è possibile. Avete sentito la polizia locale? Sì, protezione civile. Se la vuol mi do anche il numero quel che ho parlato con loro. No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Ecco. Però non è possibile, siamo disperati perché sia anziani sia più non si può, devi mettere capotti, peretti, stiamo scherzando se 35 gradi. Scusa. Ok, quindi voi avete sentito la protezione civile, la polizia locale e nessuno è riuscito a risolvere il problema? No, mi scusi, soltanto un signor gendarme dei carabinieri qua in borgo da chiedere perché era anche lui ferito e hanno detto ma noi non possiamo fare niente, però non è possibile perché c'è un centinaia, non c'è uno o due, c'è
minimo un trentina. Via Mauvaz poi? Via Rascovic, via Fonda, tutta quella zona là. Ok. Mi dispiace, ma non volevo chiamarla, non è possibile. No, più che altro non so come aiutarla io, questo è il problema. Sono stato già 2 volte ferito, avevo anche un bel taglio sulla testa, insomma non è possibile. Certo, va bene, lo mettiamo all'evidenza della polizia locale, chiediamo loro se possono aiutarci a individuare una soluzione. Scusatemi, ma siamo disperati perché c'è anche a Pio i Picchi, anche in Pergolo si arrivano. Ok, va bene, si fa per dire. Se avete che cosa, il mio numero avete, potete chiamare. Sì, ok, grazie intanto della segnalazione. Ripeto, non so con quali strumenti noi in questo momento possiamo aiutare, se non nella realizzazione di un servizio che faccia vedere questa situazione, magari sensibilizzare chi di dovere, ma insomma il problema va risolto con chi poi è deputato a intervenire. In questo caso possono essere diverse realtà, partendo dalla polizia locale o dai carabinieri, come ho sentito dalla telefonata, interpellati sulla situazione, ma poi ci sono, non so, credo la protezione civile, se non eventualmente l'ENPA. Adesso non vorrei dire inesattezze, ma ci sarà qualcuno che potrà dare uno sguardo a questa situazione e magari calmierarla, cercando di distribuire in maniera diversa anche i territori occupati da questi animali. Sta di fatto che ho preso la segnalazione, poi ne parleremo con primo passaggio probabilmente con chi di dovere. Intanto torniamo alla rassegna stampa. 50 miliardi per Kiev, i fondi del piano dell'Unione Europea saranno erogati in cambio di riforme e investimenti. Da Bruxelles si dice servono progressi su corruzione e riciclaggio e oligarchi. 39 miliardi di euro tra sussidi e prestiti a sostegno del bilancio statale ucraino, 11 miliardi per sostenere gli investimenti privati e le riforme, un buco di 66 miliardi nel bilancio dell'Unione Europea. La Commissione batte cassa, ma gli Stati nicchiano. Dalla transizione energetica all'immigrazione le spese sono lievitate, da Roma altri 8,5 miliardi. Caporalato e illegalità nei cantieri, controlli con la regia regionale, la relazione annuale, l'osservatorio antimafia punterà la sua attenzione sui casi aggravati dalla carenza di maestranze. Qui in foto il presidente dell'osservatorio regionale antimafia Enrico Sbriglia. Opportuna una legge che favorisca il contrasto e la prevenzione di questi episodi. A Pordenone, in prefettura, il tavolo di lavoro mentre nei campi vigilano i droni. Non solo cantieri, in un territorio con eccellenze agricole come la destra tagliamento, le insidie del caporalato si nascondono anche tra chi sfrutta i braccianti che operano nei campi. È una battaglia che a Pordenone si combatte su più fronti, con l'ausilio di nuove tecnologie, come dimostrano anche le recenti operazioni della Guardia di Finanza, tramite l'ausilio di droni e unendo gli sforzi dei diversi organismi di controllo. È con questo spirito che il prefetto di Pordenone, Domenico Lione, ha convocato il tavolo di coordinamento per le attività integrate di contrasto e prevenzione ai fenomeni di caporalato e del lavoro nero in provincia. Dopo l'ultima riunione di marzo, il tavolo si riunirà nuovamente a breve in sede tecnica per fare il punto sui controlli delle forze dell'ordine, l'ispettorato del lavoro, nonché l'INPS. Violazione del segreto sul caso Amara, l'ex PM da Vigo condannato a 15 mesi, Brescia, l'ex consigliere del CSM Mente di Mani Pulite, giudicato colpevole di rivelazioni in segreto d'ufficio, i suoi legali annunciano ricorso. Le pagine seguenti con i titoli regionali: mini riduzione sul bonus carburanti, da luglio sconto giù di 1 centesimo, il contributo scende a 27 centesimi al litro per la benzina e di 18 centesimi al litro per il diesel nei comuni della fascia della zona 1. Qui lo schema del bonus carburante in Friuli Venezia Giulia, gli sconti validi dal 1 al 30 luglio, i dati in centesimi di euro, quindi 18 centesimi per il gasolio e 27 per la benzina nella zona 1, lo sconto della zona di confine, e le auto ibride, quindi ci sono diverse tipologie. Ulteriore sconto di 5 centesimi indipendentemente dal veicolo. La zona di confine, sconto dei residenti nei comuni fino a 10 km del confine di Stato. Con questo ritocco la Regione risparmierà circa 7.000 euro al giorno, è stato detto. L'iniziativa invece della senatrice Roitz, un emendamento al DL Lavoro per sbloccare il Porto Franco. Per il Porto Franco Internazionale di Trieste abbiamo l'occasione di passare dalle dichiarazioni di principio agli atti concreti. Con l'emendamento depositato al decreto legge
lavoro si danno al governo 6 mesi di tempo a partire dalla data di entrata in vigore della legge per porre in atto tutte le iniziative occorrenti per prestare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, proposta finalizzata appunto all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione Europea. Lo afferma la capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Politiche Europee, Tatiana Roitz, che rendendo noto l'emendamento dell'articolo 36 del DL Lavoro, con cui si punta ad accelerare lo sblocco dello stallo sul Porto Franco. Come? Appunto facendo entrare all'interno della legge l'obbligo per il governo di chiedere alla Commissione Europea di dare piena attuazione al principio dell'extradoganalità della zona franca del porto di Trieste. Patuanelli, intanto il capogruppo l'ex ministro e attuale capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, l'assessore Bini, si dimetta, domani la mozione di censura, in aula anche il caso Scoccimarro, l'assessore al turismo non è difendibile, o se ne va lui dall'esecutivo o Fedriga deve togliergli le deleghe, ha detto Patuanelli su quella che è il caso che riguarda l'assessore Bini e che riguarda anche la sua attività imprenditoriale, a detta dell'opposizione, in questo caso il Movimento 5 Stelle, in forte contrasto con il ruolo politico. Barzila, Urso pronto a vedere i sindacati, il ministro venerdì a Trieste per inaugurare lo stabilimento BAT ha accolto la richiesta di incontro, presente anche Fedriga dopo la lettera inoltrata alla prefettura, FIM, FIOM e WILM in attesa di avere dettagli sul luogo e orario. Rodà della WILM, importante questo primo confronto diretto, lunedì poi tavolo a Roma. Qui intanto la foto degli operai in uno dei momenti di manifestazione ai cancelli dello stabilimento. Le guerre, le pandemie e l'emergenza siccità, alla TWAS vince la diplomazia scientifica. Fino a venerdì all'Accademia un incontro tra esperti di 12 paesi. Poche ore di ossigeno, il battiscafo Titan, autonomia fino a domani mattina, corsa contro il tempo per salvare l'equipaggio, in campo una task force internazionale, ma l'area è grande come il Connecticut ed è veramente vastissima l'area dove si stanno ricercando queste persone, sommergibile high-tech intrappolato nell'oceano. Qui lo spiega un po' meglio questa grafica. La nave madre, il sottomarino, dipende dai comandi della nave madre che gli indica dove andare. A bordo, per comunicare con l'esterno, si utilizza Starlink, il sistema di connessione satellitare sviluppato da SpaceX. La propulsione arriva da 4 motori elettrici, utilizza come tecnologia sensori acustici ed estensimenti per analizzare gli effetti delle variazioni di pressione sul mezzo. In caso di malfunzionamenti improvvisi, questa tecnologia dovrebbe avvertire il pilota all'istante, permettendo di tornare in superficie. Inabissandosi, il Titanic si spezzò in due. Oggi le due parti sono distanti circa 600 metri. Questo il punto, anche se molto in piccolo, dove si stanno concentrando le ricerche. Vediamo qua, vedi, Canada e Stati Uniti, il punto è questo qui dove si è inabissato il Titanic, è in questa zona, come vedete, molto ampia dell'oceano che si sta cercando questo sommergibile che è andato proprio come sua spedizione a fare un tour per quelle che sono quello che è il relitto del Titanic. 40 le ore fissate ieri, entro le quali è possibile riportare alla luce il sommergibile. I membri d'equipaggio del Titan, il tour sul relitto costa fino a $250.000 a persona, diciamo che non è così accessibile alle tasche di ognuno di noi. Il sommergibile quindi al tempo contato, a bordo ci sono 5 persone. La struttura comprende anche un piccolo bagno. Il relitto del Titanic si trova a 3.800 metri sotto il livello del mare. Questa è un po' una ricostruzione della situazione con le persone a bordo, mistero su quello che è successo, 40 ore di ossigeno rimanenti per salvare il Titan. E questa è la finestra temporale fissata ieri attorno alle 19 in Italia, entro la quale si è definito possibile riportare alla luce il sommergibile e i 5 membri dell'equipaggio partiti domenica sulle tracce del relitto del Titanic. Dopo appena 1 ora e 45 minuti dall'immersione del sommergibile negli abissi si sono persi i contatti con la Polar Prince, la nave supporto che lo aveva portato nell'area, il tutto per cause ancora non chiarite.
Da allora il mezzo marino risulta disperso nel Nord Atlantico, sebbene la notizia sia stata resa pubblica solo lunedì. La Guardia Costiera americana e la Royal Canadian Air Force hanno dispiegato aerei e navi per le ricerche, e a ieri alle 19 italiane appunto rimanevano solo circa 40 ore di ossigeno per i passeggeri. Leggiamo ancora dall'articolo: i mezzi dei soccorsi hanno setacciato tutto il tratto di mare interessato per il resto della giornata, ma gli sforzi non hanno prodotto alcun risultato, anche perché le squadre di specialisti navigano in acque mosse e in condizioni di scarsa visibilità col sommergibile che potrebbe essere disperso a migliaia di metri sotto la superficie del mare. Questa è la situazione, questa è la corsa contro il tempo. Titanic, la figlia della sola sopravvissuta italiana al naufragio, lasciate stare la nave e le sue anime, quello è un sacrario. Neva casata, non ha senso rischiare la vita così solo per la curiosità dice la figlia della sola sopravvissuta italiana al naufragio della nave, andando a cercare di esorcizzare quello che è il relitto del Titanic, attorno al quale forse un po' di scaramanzia vuole, che è meglio lasciar stare, secondo quanto dice la stessa Neva casata. Noi dobbiamo andare in pubblicità, ci ritroviamo però tra poco perché leggeremo tutta la parte del piccolo relativa alle notizie di Trieste. Torniamo dunque in diretta, 7:35 minuti di mercoledì 21 giugno, abbiamo Gianluca Paladin che è praticamente pronto fuori dalle scuole, perché oggi è il primo giorno anzi, devo correggermi nuovamente, oggi è il giorno dell'esame di matura per quanto riguarda la prima prova, il tema di italiano. Tototracce ancora da svelare, nel senso che non si sa quale sarà la famosa traccia di italiano che è tanto temuta, tanto attesa. Gianluca, buongiorno, ci sono già degli studenti a quest'ora? 7:35 minuti, se non sbaglio la prima prova comincia fra un'ora circa. Sì Bernardo, buongiorno, allora sì, è ancora un po' presto, però ci sono già degli studenti che stanno arrivando, 1624 gli studenti triestini coinvolti agli esami di maturità appunto a Trieste, 536.000 quelli coinvolti in tutta Italia. Tu già stavi spiegando che insomma c'è già stato il Tototracce, ci sono tante speranze per questi studenti magari di trovare la traccia giusta per loro, per esempio mi pare siano 6 o 7, comunque insomma siamo pronti qua fuori, siamo all'Istituto Galilei dove ci sono già alcuni studenti che sono arrivati. Bernardo, tu te li ricordi, i tuoi esami di maturità tra l'altro? Vagamente devo dire. Il tema di italiano mi ricordo che una delle tracce, ma che non ho scelto, riguardava lo tsunami che accadde nel sud-est asiatico e che sconvolse molto quella parte di mondo, se non ricordo male. Io scelsi però, se non sbaglio, il tema, guarda, Bosazzi mi tirerebbe il coppino, il tema scientifico-tecnologico, ecco, quello lì. Però lo immaginavo Bernardo, che sei un po' nerd. Nonostante ho frequentato il liceo classico Dante Alighieri, uno diceva vabbè ti fai un tema aulico su uno degli autori, non mi ricordo neanche quale fu l'autore, adesso lo vado a cercare, dato mi ricordo almeno la data del mio anno, né Dante né Pascoli né Montale né niente, sono andato direttamente sul tema scientifico tecnologico e ho risolto così il problema. Però ho ricordi molto vaghi, devo essere. Bernardo, grazie, volevo una battuta, mi hai praticamente spiegato tutto il tuo esame di maturità. No, mi ricordo neanche qual era il titolo, adesso lo vado a cercare però. Adesso lo vado a cercare perché sono diventato... Invece anche io in effetti mi ricordo. Andiamo a disturbare gli studenti. No, mi ricordo poco Bernardo, poco niente, io tendo a rimuovere i brutti ricordi, no, sto scherzando. Andiamo a disturbare gli studenti. Buongiorno ragazzi. Sigarettina prima di entrare. Giusto. Come sei per l'esame? Prima prova oggi? Sei teso? Hai le idee chiare? No, sono stanco. Sei stanco. Ho dormito 2 ore.
Ah, addirittura. Eh sì, notte in bianco, dai. Traguardo importante della vita, però insomma avanti anche con serenità, no? Sì, sì, assolutamente, è un tema alla fine, cioè non è mai morto nessuno. Come materia Bravo. ti piace, tra l'altro? O... Temi in sé no, italiano anche sì, dai, letteratura sì. Insomma devi farlo, quindi aspetta. Esatto, sono qua. Ascolta, ma il Tototracce ovviamente, c'è qualche speranza particolare? Ci sono alcune tracce che vengono preferite, alcuni autori che sperate escano fuori? Ma danno tanto per probabile Calvino, Manzoni, quella gente là, io non farò là, sicuramente farò il tipo B, che sarà, penso quello storico, farò io, quindi me la sono sempre cavata più o meno bene con quelli, vediamo se va così anche oggi. Quindi la notte prima degli esami, per citare un noto film, come l'hai passata? Studiando? No, provando a dormire, non riuscendoci. Questa è una bella risposta. Come ti chiami? Loris, piacere. Loris, tanti ovviamente auguri per questo esame, in bocca al lupo. Grazie. Chiedo anche a te, come ti chiami? Emma. Allora, più o meno Emma le stesse domande. Sei preparata? Spero di sì, credo di sì. Anch'io farò il tema di tipologia B, ho guardato un po' cosa potrebbe uscire, sono tranquilla. La tipologia A non la farò neanch'io perché non so cosa esce, non vado a studiarmi qualsiasi cosa per sperare di beccare quello giusto, quindi sì, mi butto sulla B. Allora, faccio una domanda da vecchio, da boomer. È come una volta, c'è il foglio protocollo che si piega, scrivete a mano. È uguale, si funziona della stessa maniera, non possiamo portarli da casa, ce li danno loro firmati, abbiamo il dizionario che controlleranno, resto una penna e via. Beh, insomma, Bernardo non è cambiato molto, non sono No. poi così anziano come pensavo. Ma allora, tracce particolari che ti interesserebbe affrontare rispetto ad altri invece che non vorresti incontrare? Allora, sicuramente l'anniversario di Stalin, magari anche Nikola Tesla, oppure, non so, ho guardato qualcosina di storia, la ricorrenza dell'argomento dell'aborto, soprattutto in America. Il viaggio, sì, sì. Ora mi Mi sono ricordo, guardate sì. diverse cose, femminicidi, femminismo, così argomenti comunque sono abbastanza tranquilla in generale. Notte prima degli esami, come l'hai passata? Allora, sono uscita fino alle 10 perché dopo c'era troppa ansia da parte di tutti, dopo anch'io ho provato a dormire, ma è stato un po' difficile. Allora, buon esame, in bocca al lupo. Grazie, grazie mille. Grazie ragazzi, grazie a voi. Oh, Bernardo, vedi, stanno arrivando piano piano gli studenti, stanno entrando, credo, i professori, la commissione, quindi insomma si stanno preparando i ragazzi ad affrontare questo esame fra pochissimo, ma noi scendiamo e ne disturberemo altri. Andiamo giù con il nostro Marco Calabrese a Marco, intervistare stai attento. praticamente Marco, tutti. ciao. Come ti chiami? Gianluca, stai attento che grazie al Ragazzi, microfono. buongiorno. Pronti per l'esame di maturità? Sì, dai, diciamo di sì. Come ti chiami? Lisa? Lisa, allora, tracce, Tototracce, ci stai pensando? Speri che esca un autore in particolare? Spero non Calvino, sinceramente. Magari uno Svevo o un Pirandello mi piacerebbe molto. Pirandello non Poi se sarebbe no male. si punta sulla tipologia B, sinceramente. Però il ragazzo diceva che esce Svevo, giusto? Svevo, sì, secondo me c'è Svevo. Poi o Svevo o D'Annunzio è abbastanza scontato, però io mi auguro Svevo. E in caso affronteresti quella traccia? E se c'è Svevo sì, altrimenti una cosa sull'intelligenza artificiale, che anche quella dicono che sia abbastanza gettonata, però vedremo. Anche perché Elon Musk ce le sta raccontando di tutti i colori, insomma, Sì, potrebbe essere... Poi comunque l'hanno paragonata alla ruota come rivoluzione, quindi insomma, Vero, non so, vediamo. vero. Notte prima degli esami, poi lo chiedo a tutti come l'avete passata. Dormendo. Giusto, però un po' di tensione o siete tranquilli? No, un po' di tensione sì, un po' di tensione sì. Hanno fatto una testa così su quanto questo sia un momento incredibile della vostra vita, un passaggio fondamentale. Pensa che ansia, Bernardo, oppure insomma vi dicono andate avanti e fate il vostro dovere? Ma no, un po' d'ansia l'hanno messa magari durante l'anno, insomma, sono gli stessi professori che hanno un po' d'ansia nel finire i programmi, nel portarci preparati. Quest'ansia un po' viene trasmessa, però insomma, allo stesso tempo poi cercano di metterci tranquilli un po', ecco. Notte prima degli esami anche te dormendo? Dormendo, assolutamente sì. Bel riposo per affrontare la giornata. Sì, Giusto. se riesci a dormire è un bel riposo, sì. Va bene, ragazzi, buon lavoro e in bocca al lupo, mi raccomando. Ciao ragazzi. Ho un vocabolario enorme. Buongiorno, ciao, pronto per l'esame di maturità?
Attesa? Vi prego. Va bene, no, non tutti vogliono parlare, ma ci sta, ci sta. Oh, vedo un gruppo di persone che adesso disturberemo, Bernardo. Poi ti racconterò, tra l'altro, dobbiamo andare a Barcola fra poco, perché oggi è anche il primo giorno d'estate, mercoledì 21 giugno, quindi dobbiamo anche fare una capatina lì per vedere un po' come si riempie la zona. Sai benissimo che già dalle 8, 8 e mezza di mattina inizia ad arrivare gente, poi hanno anche chiamato il bollino giallo e bollino arancione per quanto riguarda i rischi dell'AFA. Oggi, primo giorno d'estate, chiederemo anche quello. Oh, andiamo da questi ragazzi. Ragazzi, buongiorno, pronti per Occhio al microfono che gratta, Gianluca. Avete passato la notte passata? Un po' a rimpiangere che sia una delle ultime volte che veniamo a scuola da studenti. Sì. Hai già la scelta per l'università? Andrai all'università? Sì, devo vedere un po' di cose, ma sì. Il Toto Tracce, ci stai pensando? Speri che esca un autore in particolare? No, non penso troppo alle tracce letterarie, preferisco puntare su quelle argomentative o d'attualità. Infatti. Teso, tranquillo, come sei? Tranquillo, sì, grazie. Tu invece come affronti questa prova? Ma si prova a dare il proprio meglio e si spera anche in domani con la prova di matematica di riuscire a fare un buon risultato. Matematica bestia nera di tanti, no? Anche la tua oppure... Ma insomma si punta al minimo, al 12 su 20, che è il minimo indispensabile, però dai, si cerca di dare il proprio meglio. Ci sono autori che magari vorresti incontrare oggi, oppure sei abbastanza tranquillo e hai studiato il programma dell'anno? Ma il programma è vasto, quindi si punta su altre tipologie, tipo la tipologia argomentativa, il tema libero. Insomma, si cerca di puntare su altre vie. In bocca al lupo, tanti auguri. Crepi, viva il lupo. Grazie. Andiamo a vedere se riusciamo a incontrare altri ragazzi. Poi Bernardo, vedi, entrano anche i professori. Tu sei fuori dal Nordio? Pronti per... Come, scusami? Sei fuori dal Nordio o dall'Oberdan? Non riesco a capire. No, all'Oberdan. Dal Galilei. Il Galilei, perdono. Ho capito tuo cavoli per Capuzzi, vabbè, a posto. Sì, siamo qui al Galilei, adesso proverò a sentire anche altri ragazzi, vediamo. Ah, ci sono dei ragazzi che si rilassano dietro la panchina, andiamo a disturbarli subito. Ragazzi, buongiorno, pronti per affrontare l'esame di maturità oppure no? Non vedete l'ora di andare via? No, pronti. E poi l'estate inizia, no, avete anche le altre prove domani, dovete passare questi step e poi via con l'estate libera, insomma. Ancora questo ovviamente, poi lo scritto di matematica, poi l'orale e dopo pian piano, quando tutti avremo finito in classe, andremo a godercela. Però aspettiamo tutti. Come hai passato la notte prima degli esami? Dormendo benissimo. Beh, insomma, ti vedo tranquillo comunque. Molto serafico. Tranquillo. Sì. Autori in particolare che vorresti incontrare in questa prova piuttosto che no? D'Annunzio. No, D'Annunzio ti piace? Ragazzi. Sì, assolutamente. Prima un tuo collega mi ha detto uscirà sicuramente Svevo. C'è qualche anniversario, ma secondo me è troppo prevedibile, quindi non ci sarà. Ho capito. Allora ragazzi, chiedo anche a voi, prova di italiano, com'è la sensazione in questo momento? Speriamo bene. Molti autori, però cerchiamo di fare il meglio, ecco. Armati di vocabolario, ovviamente. Inglese e italiano, che non sono madrelingua, proviamo bene. Ah, complimenti, quindi insomma, grazie. Però parli benissimo l'italiano. Più o meno, sì. Come è passato la notte precedente? Un po' in ansia, però ho dormito alle mie orette, ho fatto il mio, ecco. Bello riposato per affrontare questa prova e siete tutti molto tranquilli, vedo. Ma sì, siamo abbastanza tranquilli, poi l'apparenza, diciamo, dà la tranquillità, ma in realtà siamo tutti molto tesi, ecco. Beh, certo. Hanno già fatto una testa così su quanto questo sia un traguardo importantissimo e fondamentale della vostra vita. Sì, guarda, fra di noi non ce lo diciamo, ma tutti gli adulti la prima cosa che ci dicono è sempre mi raccomando, è l'ultimo step. Va bene, ragazzi, io vi faccio tanti in bocca al lupo. Vado dalla ragazza che quando ho detto Svevo, cioè tu vorresti incontrare Svevo? Sì, perché c'è anche, ricordo, una data importante della sua uscita dalla coscienza di Zeno, quindi speriamo, ci siamo preparati bene. Non abbiamo Voi siete qui tranquilli sulla panchina, state cercando di simulare la tensione, Sono gli ultimi momenti di tranquillità, un attimo un backup generale, dopo ci siamo. Notte prima degli esami, come l'avete passata? Tranquillissimi, cioè la tensione si sente, ovvio. Hai dormito? Ho dormito, devo dire che ho dormito, adesso sono riposato, si affronta bene la prima prova, la seconda si fa quel che si può
e poi l'orale ovviamente, quindi tranquilli per adesso. Allora, in bocca al lupo ragazzi, mi raccomando, anche tu tesa, tranquilla, come sei? Tranquilla, tranquilla, non vedo l'ora di finire. Hai un autore preferito? Ma forse se dicono che viene fuori D'Annunzio, forse è la scelta che potrei adottare. D'Annunzio è gettonato, anche Svevo però. No, Svevo non mi piace. Non ti piace tanto? No. In bocca al lupo ragazzi, ciao, buon lavoro, ciao ragazzi. Bernardo, io ti lascio con le immagini, facciamo un po' vedere anche i ragazzi che si stanno ovviamente appropinquando all'entrata di scuola per affrontare il compito di italiano. Le tracce verranno aperte fra poco, alle 8:30 inizierà la prova, poi c'è tutta quella fase logistica ovviamente di consegna dei fogli, dei compiti, delle stampe, per cui non si parte proprio alle 8:30 precise magari, però insomma questa è la situazione. Bernardo, allora a questo punto noi ti salutiamo perché ecco, vedi i ragazzi stanno entrando, adesso è il momento in cui devono entrare in classe perché appunto dovranno sedersi ai banchi, aspettare che vengano loro consegnate le tracce, verrà quindi aperta la busta, verranno lette le tracce assieme dai professori e insomma sarà un momento di anche iniziale tensione magari, però poi insomma la prova dura 6 ore, c'è tutto il tempo per organizzarsi al meglio e affrontarla giustamente con lo spirito comunque di dover affrontare una tappa importante della propria vita. Questa è la situazione alle mie spalle, Bernardo, io a questo punto mi dovrò spostare fra poco a Barcola, quindi ti ricederei la linea per finire anche un po' la tua rassegna stampa. A te Bernardo. Sì, grazie. Grazie Gianluca e in bocca al lupo a tutti gli studenti, a tutti quanti, con le previsioni che poi vedremo se saranno rispettate sul tema di italiano. Ora ho visto che quando toccò a me è uscì Dante, fra l'altro, quindi commedia, Paradiso, non era niente male, era una delle possibilità, ma poi insomma, la scelta andò altrove. Ma al di là di questo torniamo alla rassegna stampa, per andare all'interno delle pagine della cronaca di Trieste. TCC, il centro congressi Trieste Convention Center, dall'inizio del 2023 già raggiunte le presenze dell'intero anno scorso, fruitori e partecipanti agli eventi ospitati dal centro congressi in Portovecchio a quota 30.000 in 6 mesi. La stima da qui a dicembre totale oltre 50.000, questo è uno dei momenti delle conferenze all'interno del TCC, prenotata almeno una delle sale maggiori nell'83% delle giornate in calendario. Il presidente di TCC, Roberto Morelli, fa sapere che da oggi a dicembre l'occupazione del centro, intendendo per essa che sia noleggiata perlomeno una delle sale maggiori, tocca già l'83% e manca metà anno per migliorare le statistiche. In testa il magazzino 28 con il 71%, seguito dal 27 con il 57% fra quelle che sono le richieste dei congressi rispetto a uno o l'altro spazio dell'intera struttura del centro congressi. Dall'OGS ai tatuaggi, gli appuntamenti, convegni medici, OGS, Polo Tecnologico, Alto Adriatico, Camera di Commercio con una manifestazione dedicata ai mestieri artigianali, il probabile ritorno di Trieste Antiqua, iniziative aziendali di Illy Caffè e di Innova, il Festival del Tatuaggio e poi le attività ospitate un tempo al Molo Quarto. Il cartellone di fatti è molto vario, si passa da un ambito a un altro. Delfino Verde intanto la linea per Muggia a giugno oltre 10.000 passeggeri, per andare poi invece ai tassisti, al comparto dei tassisti freddi sulle seconde guide, un aiuto, ma i problemi restano e resteranno. Le opinioni degli operatori sul provvedimento varato dal Comune che apre al collaboratore per i titolari di licenza. Il nodo in particolare rimane quello delle corse notturne, il supplemento va incrementato. La strategia delle seconde guide adottata in via sperimentale dal Comune su proposta degli stessi rappresentanti della categoria per tentare di risolvere la carenza di taxi in certi orari e in certe giornate convince a metà i conducenti delle auto bianche. Il sistema in pratica introduce per il titolare di una licenza taxi la possibilità di avvalersi di un collaboratore con cui dividersi i turni di lavoro, così da sfruttare più ore di una sola licenza.
Può essere una soluzione valida, valuta Massimo Piccinini, tassista da 4 anni, ma non garantirà un risultato immediato perché trovare un sostituto alla guida, un collaboratore, non è detto, richiede poco tempo. L'obiettivo è quello di andare a rafforzare il servizio dal lunedì al giovedì dopo le 23, valutando poi che alcune fisiologiche criticità si verificano quando abbiamo in contemporanea la presenza di navi bianche, l'uscita da teatro e la pioggia. Per il tassista il turno serale resterà comunque un problema perché lavorare la sera è diventato rischioso e non è un problema da sottovalutare, ha detto questo tassista. Termini, prima donna al vertice delle radiotaxi, siamo troppo esposti. Qui Monica Termini, eletta presidente con 112 voti su 127 proprio al vertice di Radiotaxi. Centrale il tema della sicurezza e dei nuovi servizi. L'intervista di Laura Tonaro qui all'interno di questa pagina del Piccolo, con il problema serale ma anche, come detto, della sicurezza. Sempre di sicurezza trattiamo in quest'altro articolo: furgoni, auto, scooter, dal Carso al centro torna l'incubo dei furti. Segnalazioni e denunce da Santa Croce fino a Ponziana, ladri anche in un appartamento di studenti in zona Barriera. Incidente ieri in via Von Brook, investita da una moto, 81enne ricoverata in prognosi riservata in questo incidente che si è verificato ieri nel primo pomeriggio. Addio a Carlo Donato, il prof che conciliava rigore e ironia, era nato, si era laureato e aveva iniziato la sua carriera accademica a Trieste per poi trasferirsi a Sassari. Alla serietà dello studio abbinava uno spirito giocoso, fu un pilastro della goliardia. Si era impegnato pure nella divulgazione dei temi dell'esodo. I funerali si terranno domani alle 11 nella sua città natale. Qui Giulia Basso ricorda Carlo Donato. Nella giornata mondiale ONU del rifugiato, cura e dignità ai migranti abbandonati per strada, qui violati i diritti umani. Ieri c'è stato il momento di manifestazione in Piazza della Borsa. Altri argomenti: musica, passeggiate rinfresco, open day al CSM Maddalena, in forte aumento i primi accessi al centro, test rapidi gratuiti per l'HIV e la sifilide a partire da lunedì, servizio presentato ieri da Arcigay Arcobaleno, che ha tenuto dunque una conferenza stampa. Invece a Muggia, in parrocchia, il punto d'ascolto per aiutare i più fragili, nato grazie alla collaborazione di Caritas e Comune, trova posto all'interno dell'oratorio di Piazza Repubblica e quarto centro di questa tipologia realizzato a livello provinciale. Focus su tutte le forme di povertà emergenti e silenti, oltre a quelle economiche. Nella stessa pagina le donne e la resistenza, i 24 ai Giardini Cosina nel nome di Alma Vivoda, la commemorazione di sabato. Le vediamo anche invece le foto, la Pietas Iulia Sistiana, è una storia iniziata nel 1960 narrata dalle foto in baia. Teatro all'aria aperta a Borgo San Mauro fra opera, operetta, musical e commedie. Nella pagina seguente, come abbiamo visto, i tema di italiano, l'esame di matura per 1624 studenti a Trieste, ecco i consigli utili per il test al via oggi. C'è ormai, diciamo, la tensione palpabile degli studenti, l'abbiamo potuta capire poco fa dai collegamenti di Gianluca Paladin. L'iniziativa, oltre 150 partecipanti al concorso fotografico del Rotary Club, qui la foto della partecipazione. Yoga in 2 parchi della città, oggi in occasione del solstizio d'estate, nella giornata internazionale dello yoga. La US ACLI APS di Trieste assieme a 16 realtà triestine si riuniranno per dare lezioni teoriche e pratiche di yoga dalle 7 alle 21 al parco di Villa Revoltella e del Ferdinandeo per chi ha voglia di mettersi in movimento. Riunione per la leggendaria quinta E del Da Vinci, i 45 anni della matura, qui la foto del gruppo dei compagni di classe. Per lo sport resta un rebus, il quadro della C. Triestina iscritta, ora però le scelte. Il Pordenone ha 60 giorni per scongiurare il fallimento, ritorna in quota il Mantova e la Covisoc entro il 30 giugno esaminerà tutte le richieste ed emetterà i propri verdetti, quindi fra circa 10 giorni. Confermato il via il 27 agosto per quanto riguarda i campionati della Lega Pro. Rossi intanto lascia il Foggia, troppo coinvolto. La decisione era nell'aria. Delio Rossi ha confermato in una conferenza stampa allo stadio Zaccheria, il tecnico lascia la guida del Foggia dopo un sogno della B sfumato nella finale playoff contro il Lecco. Soncin è il nome nuovo per la panchina labardata, Feralpi e Pescara
Buttano gli occhi su Felici per quanto riguarda il mercato, anche l'Unione interessata al centrocampista milanista Gala, ma la concorrenza è tanta, nel libera tutti, nero-verde piacciono Bucher e Aieti, visto che il Pordenone versa in una situazione da definire e quindi possibili arrivi anche dalla squadra nero-verde nelle altre compagini della Serie C sono probabili se per il Pordenone non andrà come previsto, ovvero l'iscrizione e un campionato regolare. Sarà una 2 di grandi nomi, quanti rivali per Trieste, per il basket in questo caso. Per la promozione di Cremona è definito il lotto delle 24 partecipanti, la formula cancella l'obbligo degli under e prevede 6 retrocessioni. La nuova A2, le ipotesi dei gironi, in quello verde Cantù, Chiusi, UV Cremona, Latina, Luis Roma, la Casale Monferrato, Stella Azzurra Roma, Torino, Treviglio, Piacenza, Urania Milano e Vigevano. Dall'altra parte Agrigento, Cento, Cividale, Forlì, Fortitudo, Bologna, Mantova, Nardò, Rimini, Trapani, Trieste, Udine e Verona. Per Trieste si tratterebbe di avere un girone con 2 derby, Cividale ma soprattutto Udine, nonché sfide di altri tempi come Trapani, Verona, ma anche la Fortitudo Bologna, Mantova e Forlì, fra le squadre affrontate più recentemente. La nuova C unica parte con defezioni, no della Servolana, incerto anche il Borro, per lo judo Elisa Toniolo, laurea e medaglia d'oro ai campionati tricolori universitari, qui in foto con la medaglia. Si parla anche di moto, questa Ducati e la Red Bull della MotoGP, l'errore dei rivali, ascoltare solo i campioni, di Gigi Dalligna, il direttore generale della Rossa, che in meno di 10 anni ha sbaragliato la concorrenza. Da solo il fenomeno copre i problemi con il talento, noi invece abbiamo coinvolto tutti. La rinascita della Ducati, anche grazie a Dalligna, i nostri avversari hanno cambiato il regolamento per bloccarci le innovazioni, ci hanno già messo i bastoni fra le ruote, ma è difficile farlo tutti gli anni. Bagnaia, Martin, Bezzecchi e Zarco si possono giocare il titolo fino in fondo senza ordini di scuderia. Sono pronto alle polemiche, mi importa solo che siano duelli leali, ha detto Dalligna. Maranello fa la festa dopo Le Mans, piloti e macchine sfilano tra i tifosi, il trionfo mezzo secolo dall'ultima volta della 24 ore di Le Mans, e poi invece in luglio a Trieste 3 giorni di gare di tuffi dalle grandi altezze davanti al Molo Audace. Dal 14 al 16 luglio il Trieste Cliff Diving, presentazione in comune, il tuffatore Auber. Questa manifestazione è una sfida per la città. Ieri in Salotto Azzurro, alla presenza dell'assessore Rossi, la presentazione di questo evento di 3 giorni a luglio sarà un fine settimana dove davanti a Piazza Unità, vicino a Molo Audace, sarà allestita una piattaforma con le altezze fino a 27 metri per i tuffi spettacolari, anche grazie al coinvolgimento del circuito degli atleti, dei tuffatori del Red Bull. Noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, tra poco con noi l'assessore regionale ad ambiente ed energia Fabio Scocimarro. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Fabio Scocimarro, assessore regionale ad ambiente ed energia, ben trovato. Buongiorno, grazie per l'invito. Oggi primo giorno della prova di matura, il tema di italiano, tra poco i ragazzi cominceranno, sapremo anche quali saranno le tracce del tototraccia di italiano, se esce veramente D'Annunzio come dicono alcuni, Svevo, abbiamo sentito prima con Gianluca Palladini i ragazzi fuori da scuola con un po' di tensione sana di questo primo esame. Lei si ricorda il suo esame? Sì, me lo ricordo, sono fortunato come sempre, perché io non spiccavo per essere primo della classe, tutt'altro, però sono finito regolarmente gli studi superiori e mi ricordo che i miei insegnanti dicevano, visto che la commissione esterna, cioè, Scocimarro stai attento, io già quella volta facevo politica, ovviamente a destra, negli anni a scuola, ero rappresentante di istituto, e negli anni di piombo che scuola? Al Carli. Okay. Che fra l'altro occupavamo con le bandiere tricolori, no? Delle occupazioni tutte belle perfettine, tutte pulite, e il professore Pasco ma stai attento, sai, perché i professori sono di sinistra, tu sei di destra, no? Le tue opinioni. Allora io ero un po' prevenuto, però la prima domanda che mi fecero, ci vuole anche un po' di fortuna, fu appunto sulla storia. All'orale questo quindi? Sì, la storia fra le due guerre, no? Quindi che per noi, per uno che piace la storia, che poi si è fatto anche una laurea
in questa disciplina e che ha sempre avuto ottimi voti in questa materia, è stato inibito a nozze. Quindi parlare del secolo breve, del Novecento e specificatamente fra le due guerre è stata veramente una passeggiata che è poi propedeutica a tutto il resto, quindi ebbi dei voti discreti nonostante c'era chi temeva non ce la facessi a superare gli esami. Non si ricorda la traccia di italiano quale fu? No. Mi pare, allora io adesso il tema non me lo ricordo, so che parlai bene perché è una mia convinzione, anche se militavo, come ho detto prima, a destra, di De Gasperi, e quindi si parlò di un tema che comunque era inerente o la Costituzione, adesso non ricordo, un qualcosa, e io tracciai un profilo che poi sincero di profonda stima e ammirazione per il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. Ok, e che ricordo ha di quel periodo di esame? Tensione, no, meglio che non lo dico ai ragazzi, perché insomma ormai sono tutti dentro, non ci sentono, non diciamo tutti a scuola. Io usavo studiare sempre l'ultimo periodo, però poi staccavo un secondo per evitare la tensione e l'emozione che comunque non avevo, ero un po' così guascone, e andai il giorno prima a Lignano a far battute di sboccia. Va bene. Quindi questo no, diciamolo, tenetemelo per voi. Va bene. Dai, al di là dell'esame... Però mi hanno promosso bene. Prego? Mi hanno promosso bene. A scuola, un po' studiato, un po' di fortuna, è andata bene. E poi subito l'università? L'università ho iniziato, economia e commercio, però... Economia e commercio? Sì, io vinsi un concorso ufficiale d'aeronautica che rinunciai e sbagliai, ma erano gli anni in cui fare militare non era proprio negli anni di piombo, brigate rosse, le divise non erano, l'esercito e le forze armate non erano, l'aeronautica non erano considerate importanti per l'allora governo, cosa che invece successivamente negli ultimi 20 anni hanno avuto la dignità di essere un esercito professionale, e quindi rinunciai a fare l'ufficiale di complemento, dice, non di carriera, che poi poteva sfociare in una carriera come fecero mio padre e mio fratello, nella stessa arma azzurra appunto, e rinunciai sbagliando. Oggi tornando indietro, almeno il corso ufficiale dovevo farlo. Poi vinsi un corso in banca, alla BNL mi ricordo, e poi invece decisi di fare il commerciante. E quindi iniziai prima con un piccolo negozio di abbigliamento e poi subito dopo con il primo e secondo negozio di moto, quindi a 23 anni avevo già aperto 3 negozi, e con un piccolo successo, devo dire la verità, e arrivai a vendere fino a 1000 moto negli anni successivi all'anno, quindi insomma non era male, e quindi questo mi impediva di poter fare anche l'università. Certo. E quindi sospesi immediatamente le iscrizioni, ripreso un po' di anni, non in economia e commercio, ma in storia, anche in quel caso non riuscivo a dare gli esami, e poi alla fine, quando persi le elezioni nel 2006 in provincia, allora avevo programmato nelle mie aziende, avevo delegato altre persone, quindi avevo tempo libero per iscrivermi all'università e feci l'esame universitario, quindi mi laureai in prossimità di avere i capelli grigi. Okay, è molto divertente è stato. E come hai affrontato la laurea, diciamo, a un'età non da studente? Over 50. Allora era simpatico, no? Era cambiato il mondo, l'università a lettere. Quando io militavo nel Fronte della Gioventù e quindi nel FUAM, Fronte Universitario, andare a lettere era praticamente impossibile, andare con la scorta, perché era un feudo della sinistra. Quindi mi divertivo andare lì, vedevo ancora qualche ragazzotto di quel collettivo che sfottevo, perché ormai non c'era più la contrapposizione fisica, ma soltanto un po' di sfottò ideologico, ed è giusto e bello che sia così. E anche i professori, anche quelli di più di sinistra, ricordo il scomparso professor Venza, capo del NACC di Trieste, che con simpatia ci rivedemmo, e io, visto che non ho tempo di frequentare l'università, comunque andavo a vedere gli esami e magari chiedevo ai professori quali testi preferivano, in maniera che praticamente io facevo già un pre-test a loro e così sapevo cosa studiare. Poi andavo a fare gli esami senza ovviamente aver frequentato, però ripeto, la facoltà di storia non è quella di medicina, no? Quindi diciamo che la frequenza potrebbe essere un optional. Sì, certo. E diedi belli esami, insomma, mi laureai
quasi a pieni voti, insomma, non ebbi la lode del 110 proprio perché non riuscii a finire comunque in 3 anni, la laurea breve, e quindi mi sono divertito. E c'era il professor Venza, mi ricordo, cui abbiamo avuto un simpatico siparietto prima dell'esame, perché chiesi cosa voleva fare, poi sai, il professor Venza anarchico, e l'esame sulla storia della Spagna, quindi mi ero preparato sui soprusi che hanno subito gli anarchici, sulle violenze da entrambe le parti, no? Da parte dei repubblicani e dei comunisti rispetto ai franchisti e agli alleati italiani e tedeschi, soprattutto sapevo anche il numero di scarpe di Francisco Franco. Vado all'esame e il professore anarchico classico, teorico della filosofia del contronazionismo, cominciato a chiedere a fare esami come fossimo alle scuole medie, cioè gli affluenti del Guadalquivir sulla Spagna, no? Filippo il Bello, che conoscevamo, no? In maniera approfondita come monarca, da dare un esame. Io pensavo che avessimo parlato della guerra civile spagnola, che insomma che era quello che è il cuore della storia di quel momento, della vita politica del professor Venza, e quindi là disse professore, facciamo una cosa, ritorno un'altra volta. Pensavo che fosse quasi una sorta di dispetto fatto all'avversario politico di una volta, per quanto fossimo stati avversari cavallerescamente affrontati, e invece poi ho scoperto che tutti gli studenti interrogavano così, quindi sono cosa stupefacto che un professore che normalmente a sinistra hanno sempre lottato contro il nozionismo, e sono abbastanza d'accordo, mi faccia un esame come scuole medie, cioè mi chiede delle cose che poi, ripeto, rispetto a un concetto compiuto, esploso su quella che può essere una vicenda storica, perché una cosa è sapere il nome e gli indirizzi dei monarchi e dei capi di Stato, un'altra cosa è capire come e perché è avvenuto l'avvenimento storico, in che contesto. Ci sarebbe bisogno, anche per chi oggi fa politica, a tutti i livelli, capire tante cose, incominciare dal conflitto in Ucraina, che è molto più complesso di come si pensi, e comunque magari se qualche governante europeo avesse magari imparato la storia prima che scoppiasse la guerra, magari avrebbe capito qualcosa di più delle problematiche russo-ucraine. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono un sovrintendente della polizia penitenziaria, avvocato, lei mi conosce molto bene. Un ex sovrintendente della polizia penitenziaria. 10 anni al Coroneo di servizio e 20 anni quasi alla Corte d'Appello, però alla Corte del primo Presidente, quindi lei mi conosce benissimo. Vorrei dire un messaggio per la signora Giorgia Meloni. La signora Giorgia Meloni ha fatto molte promesse da marinaio. Promesse da marinaio. Ecco, e ha detto che aumentavano le pensioni, facevano qua, facevano là. Alla fine, a gennaio mi ha dato 4 euro. Con 4 euro, quanti caffè bevo? 4? Quanti caffè bevo? 3 caffè? E 27 giorni guardo gli altri come bevi. Giusto? Sì, circa. Sì. Ecco, questa è la cosa. Fa pietà, quasi pietà. Comunque. Ok, quindi il messaggio. No, posso rispondere subito. È morta la moglie, sono vedovo. Sì. E praticamente a quel punto avevo fatto la richiesta di fare la cremazione, che voleva essere cremata la moglie. Sì. A Trieste abbiamo dovuto aspettare 20 giorni. 20 giorni. A Monfalcone, mio genero, che i suoi stavano a Monfalcone, ho fatto 2 anni la domenica, e hanno fatto la cremazione, e nel giro di 2 mesi è morta la mamma e papà. A Monfalcone hanno fatto la cremazione a Cervignano, il giorno dopo il funerale. Io ho aspettato 20 giorni. Poi quindi a Trieste invece si è aspettato 20 giorni. Dopo di questo, un'altra bella sorpresa, a Trieste per fare i lavori del cimitero, sistemare l'orgolo, il marmo e cose, bisogna pagare
la mazzetta, 1.500 euro per poter lavorare onestamente in cimitero e pagare 1.500 euro per permesso per andare nel cimitero, altrimenti un artigiano che fa il barmista non può entrare a fare lavoro. Quindi io ho avuto, secondo il terzo problema, che da buon balcone non ho potuto fare la marmo. Ok, guardi, non penso, grazie della telefonata, non penso che si tratti di mazzetta, sarà l'ultima affermazione è molto grave, perché questo vuol dire che bisogna informare la magistratura immediatamente, e perché si chiama estorsione, se non sbaglio, tu che sei figlio di un giudice, no? Io ho fatto solo un esame di diritto e quindi non ho grande esperienza, ma quando chiedi dei soldi per poter lavorare mi risulta che c'è il reato di estorsione molto grave, prevede il carcere. E quindi se così fosse, noi comunque lancerò l'input agli organi inquirenti di polizia giudiziaria, però lei si è preso una responsabilità nel dire una cosa del genere, anche se non ha fatto nomi e cognomi, perché no, chiaro, però. Comunque sai, per un artigiano dire che vengo a lavorare in cimitero, devo pagare, io a Trieste non ho contezza di cose di questo genere, so che sono che fenomeni più o meno mafiosi come questo non mi risulta, non che siamo in una bolla paradisiaca, abbiamo anche noi tutte le nostre problematiche, però cose di questo tipo, o il famoso pizzo ai commercianti, io non ho mai avuto notizia che ci fosse. Addirittura qualche rarissima volta succede che qualche matto delinquente vada a chiedere una sorta di pizzo ai commercianti, i quali correttamente rimandano la persona dopo qualche ora per recuperare il denaro contante, nel frattempo avvisano le forze dell'ordine, carabinieri, polizia e quant'altro, e immediatamente arrestano la persona di questo tipo. Io questo mi risulta, è successo anche qualche mese fa, quindi se c'è qualche matto che fa una cosa del genere, normalmente mi risulta venga arrestato. Io non conosco, non so, tu che sei figlio di un giudice, avrai da tuo padre qualche informazione maggiore, ma non mi risulta condanne a Trieste per pizzo. Estorsione forse sì, in questo caso, ripeto, è una accusa molto grave che a me, così da quello che so, non risulta che ci sia nel cimitero. Comunque daremo questa notizia agli inquirenti che facciano comunque una verifica. Per quanto riguarda invece le cremazioni, volevo dirle che, non è che sia il mio argomento, anzi non è neanche il mio argomento preferito, però conosco un po' il mercato, è un libero mercato, affidato ai privati, non al pubblico. No? Quindi se a Trieste 20 giorni d'attesa, uno può andare tranquillamente, come detto, a Cervignano e lo fanno il giorno dopo, ma qualsiasi centro di cremazione ovunque. Quindi voglio dire, è solo una questione di mercato e non purtroppo, se i tempi d'attesa sono lunghi, come in qualsiasi alternativa commerciale, basta cambiare il fornitore di servizi. Ultimo, ma più importante, l'affermazione che ha fatto rispetto al governo Giorgia Meloni. Non che devo fare una difesa d'ufficio in quanto appunto esponente di Fratelli d'Italia e amico personale come sapete, di Giorgia Meloni, che portai proprio qui in questo studio, che intervistati tu. Io? Sì, c'ero io. Me lo ricordo. Esatto, eravamo qui a Sveglia Trieste e intervistasti Giorgia Meloni qualche anno fa. Sì, 2016, era prima delle elezioni del sindaco. Bene, ecco. Portiamo qua Giorgia. Quindi non è difesa d'ufficio all'amica e al presidente del mio partito, nonché primo ministro. O forse le regionali 2018. Sì, o 16-18. Una delle due, sì. Esatto, siamo quella più di 5 anni fa, comunque almeno. Allora, il programma di Giorgia Meloni, perché poi sai, anche in campagna elettorale adesso, tanti mi hanno detto come lei, Giorgia, eravamo in febbraio, marzo, Giorgia non ha mantenuto quello che ha detto. Signori, Giorgia Meloni ha un programma ben preciso, quello che ha detto non l'ha mai rinnegato, mi sembra anche molto, molto chiaro, anche nei confronti dei rapporti in altri paesi, anche nonostante i baci e bracci, i rapporti con la Francia sappiamo che sono cordiali, di collaborazione, ma sappiamo anche che ci sono delle problematiche con la Francia. Ieri, non è che lei in passato abbia legislato critiche ai cugini francesi e ieri se n'è tutto a tarallucci e vino, giusto per capirci. No? E parliamo di rapporti internazionali fra le prime 7 potenze industriali del mondo, Italia e Francia. Per quanto riguarda invece il programma, lo dico io, non l'ha detto lei, i migranti e altre cose,
non è che sono promesse del marinaio, sono promesse che si mantengono in 5 anni. E questo governo durerà 5 anni e se farà bene ne farà altri 5 e sarebbe il primo caso nella storia repubblicana italiana, perché Giorgia Meloni e il centrodestra hanno vinto le elezioni in autunno e sono stati nominati ministri fino a ottobre, giusto? E i sottosegretari e tutta la squadra di governo sono completata in novembre. E in dicembre c'è la manovra finanziaria dello Stato, cioè il bilancio, la programmazione dell'anno successivo, cioè di questo del 23. Cioè, di questo stiamo parlando. Cioè, un governo come può pensare in pochi giorni di cambiare tutto quello che c'era da cambiare in Italia? È impossibile. Ovvio che si è iniziato, non per nulla, Giorgia Meloni, che può piacere o non piacere, ma certamente è una persona preparata e molto intelligente, nel passaggio dei consegli con il Presidente Draghi, precedente Presidente del Consiglio, è rimasta ore con lui nel passaggio di consegne, proprio perché non voleva buttare via il bambino con l'acqua sporca, come si suol dire, ed ha comunque preso tutto quello che era possibile prendere e traghettare per poi cambiarlo nei governi successivi, negli anni successivi. Penso al reddito di cittadinanza, che noi siamo nettamente contrari a questo reddito di poltronanza, siamo favorevoli ad aiutare le persone povere, disagiate, che non possono lavorare, ma chi può lavorare deve essere messo in condizione di lavorare. Questo non lo puoi fare in 2 giorni, perché altrimenti, per quanto sia ingiusto dare soldi a un giovane che sta in poltrona, non è che li puoi togliere da un giorno all'altro, ma hai programmato delle spese per il mese successivo. Quindi si fa una cosa graduale e si va a intervenire sul mondo del lavoro, incentivando le aziende ad assumere, disincentivando la gente a non lavorare, stare a casa e dando un aiuto ai più poveri, quelli che hanno bisogno. Queste cose che sto dicendo, parlo di una sola legge, non è che la fai in un mese. Cioè, il problema dell'immigrazione clandestina. C'è anche una mail non è che questo, cioè, in un mese lo risolvono solamente gli stati autoritari. Le leggo questa mail, Assessore, per cambiare, diciamo, per stare in argomento ma andare a coinvolgere anche chi ci segue. Mandando via i migranti da Piazza Libertà non si risolve il problema, bisogna creare dei locali appositi per accogliere queste persone, in città bisogna creare dei servizi igienici e dei vespasiani come esistevano sotto i barbari. Inoltre chiedo all'assessore Scocimarro, essendo assessore all'ambiente, cosa si aspetta a fare la bonifica del boschetto di Servola e l'area verde nella ex scuola di Via dei Giardini, essendo inquinati proprio i giardini. Allora, intanto una chicca storica, i barbari non hanno fatto i Vespasiani, ma l'imperatore Vespasiano, esatto. con la famosa frase pecunia non olet, esatto. Il denaro non puzza, se poi che hai fatto la pipì devi pagare un minuscolo obolo per aver usufruito degli orinatoi pubblici, no? Che peraltro sapete che riciclavano la pipì perché era utilizzata per colorare l'abbigliamento, quindi c'era anche economia circolare sotto gli antichi romani. Detto questo, il riciclo fatto in una certa maniera. Guardate, nei libri di storia la pipì veniva riciclata, tu pagavi, c'era la pipì veniva riciclata e la utilizzavi per colorare i indumenti, non per l'ammoniaca e quant'altro. Detto questo buona colazione a tutti. Vabbè, oltre a questo, i migranti, Piazza Libertà. Ma i migranti in Piazza Libertà, il fenomeno dei migranti è un fenomeno serio e che è ripreso con vigore dopo il Covid e non lo risolvi in un giorno. Dai primi giorni invece il governo ha dato una dimostrazione chiara e netta di quella che è l'indirizzo, cioè i mercanti di morte, quelli vanno perseguiti e assolutamente va contrastato l'immigrazione clandestina. Poi ci rendiamo conto che buona parte di questi disgraziati, no, non è che li puoi abbandonare a se stessi, anche perché abbiamo avuto l'educazione di carità cristiana, per cui non è che puoi trattare come bestie le persone che arrivano qua anche illegalmente, quindi una soluzione va presa. Certo che assolutamente il problema va risolto all'origine, quindi tu devi sanzionare, sequestrare e anche mettere in galera i mercanti, i tassisti della morte, che sono i maggiori responsabili di questo, che in maniera indegna portano queste persone da una parte all'altra del mare o piuttosto nella rotta balcanica, che tutti se la dimenticano, ma l'abbiamo qui al confine, ex confine
a Muggia, quindi voglio dire a Rabuiese o del caso Triestino, entrano dentro con le cartine del CAI che qualcuno le ha fornito, e per i sentieri entrano da noi, e sono tanti, forse anche di più della rotta mediterranea. Quindi questo è il problema da risolvere, e andare a fare accordi con i governanti dei paesi dove questi fenomeni insistono, e pensare magari appunto di andare a aiutare, possibilmente senza sprechi, visto che non tutti i governi africani sono virtuosi, queste persone, questi disgraziati a casa loro. Poi io dico sempre questa cosa, qualcuno mi deve spiegare, no? Perché uno scappa dalla guerra e scappa un ragazzo di 20-30 anni, lasciando le famiglie, le mogli, i genitori e i nonni nella guerra, ammesso che ci sia, e lui viene qua in Italia. Io ho visto chi scappava veramente dalla guerra, gli ucraini, i quali portavano le famiglie in sicurezza in Italia, e noi li abbiamo accolti a braccia aperte, poi lasciavano le famiglie in sicurezza, tornavano in Ucraina e combattevano per difendere la propria patria. Questi sono quelli che scappano dalla guerra. Quindi voglio dire, per il resto mi lascia perplesso vedere certe richieste e certi gruppi politici che fanno finta di non vedere e si bendono non uno ma due occhi di queste cose. Dopodiché non li prendiamo calci in culo e li mandiamo via, però ovviamente bisogna cambiare completamente le politiche. Lo fai da gennaio a giugno? No, lo fai in 1, 2 o 3 anni, cambiando anche le leggi, le regole di ingaggio, non solo in Italia, ma anche in Europa, e facendo accordi bilaterali con come quello i paesi. Con la Francia, che vediamo anche oggi nella I giardinetti nazionale. ai noi dipendono dal comune di Trieste, ai noi, cioè i giardinetti dipendono non dal... Capisco che l'ambiente è bello e quindi rientra un po' tutto, dall'agricoltura all'energia rinnovabile, alle bonifiche e quant'altro, però specificatamente in questo caso i giardini del comune di Trieste sono di competenza del comune di Trieste, dell'assessore competente. Non uno scaricabarile, perché io comunque l'altro anno, ma conto di farlo anche quest'anno, ho messo degli importi notevoli, circa 200.000 euro ad intervento, per andare a bonificare e a mettere ripiantare, ripiantumare, fare del verde pubblico nei comuni della nostra regione, quindi dare soldi per fare. Poi ci sarà ancora un'altra idea che proporrò nella prossima finanziaria del 2024. Se tu comune vuoi edificare, mettere più cemento, quindi mettere più abitazioni, metri cubi di abitazione, devi abbattere altrettanto esistente. Penso a una vecchia caserma decadente, la devi completamente radere al suolo e fare un polmone verde, fare un giardino. Allora tutti quei metri cubi di quella caserma, ho fatto un esempio a caso, possono essere utilizzati per costruire uguale, meno, la metà, lo decideremo insieme, siamo un'assemblea legislativa, quindi è ben accetto il supporto di tutti per edificare, appunto, mettere altro cemento. Quindi tolgo 100 cemento, ne metto magari un po' di meno in abitazioni nuove. Dobbiamo andare in pubblicità, 8:32, a tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste perché Gianluca Paladin sta andando a disturbare, perché non trovo altro termine, le persone che si trovano a Barcola, le poche, mi pare di vedere, persone che si trovano a Barcola in questo primo giorno d'estate. Poi, Assessore, parleremo di come lei ridisegnerà la riviera di Barcola, va bene? Sì, magari chiediamo all'amico Paladini che chieda alle persone se hanno piacere che vengano rifatti il lungomare, a incominciare da quel signore che là dietro, che per andare in acqua deve fare un percorso degno di uno strongman. Sì, esatto, delle truppe speciali, piuttosto che andare a rifare i topolini più avanti. Tutto nasce anche dallo studio presentato pochi giorni fa. A proposito, hanno detto che io sono negazionista dei cambiamenti climatici perché ho detto che gli scienziati devono dare un valido supporto a noi politici, ma non è la Bibbia
il documento, ma è un utile strumento per poi pianificare le politiche appunto nel nostro territorio. Una di queste politiche del nostro territorio, in virtù dei cambiamenti climatici, dell'innalzamento del mare, sarà quella di rifare e mettere in sicurezza tutta la riviera di Barcola, da dove sta l'amico Palladini fino al Divo di Miramare. La parte precedente, lo sapete, con il Comune abbiamo già finanziato con 5 milioni di euro ed è già in progettazione esecutiva il terrapieno che verrà dato ad attività ludico-sportive, mentre questa parte, secondo il mio modesto parere, dovrebbe essere incentivato l'utilizzo balneare e turistico. E quindi avremo 2 progetti, uno che è già partito, commissionato dalla Regione, per il rifacimento della parte a mare, quindi le barriere, quindi verranno rifatte tutte le barriere attuali, tutti i frangiflutti, e perché no si può ipotizzare anche di mettere delle mini dighe affinché ci siano appunto le possibilità di avere una maggiore fruibilità balneare. Laddove si trova l'amico Palladini adesso, si potrebbe ipotizzare di andare a mare con dei pontili piuttosto che con altre appunto strutture, però questo è un compito che spetta al Comune, che è partito con un progetto parallelo, ovviamente lavoriamo insieme, per rifare completamente tutta la riviera che avete alle spalle in questo momento. Sì. E quindi naturalmente tutto questo progetto, che dovrebbe vedere il rifacimento dei topolini completo, vedrà coinvolta Ma solo i topolini o anche tutta quella del lungomare Benedetto Croce dove siamo? Tutto il lungomare. Verrà una proposta di nuovo fronte mare. Ripeto, con la Regione che fa la parte bagnata e con il Comune che fa la parte asciutta, e quindi anche la viabilità da parte del Comune. Quanto può costare? No, il costo tanto, ma i soldi fra progetti nazionali, europei e quant'altro li troviamo. Quello che vorremmo fare è che vorremmo coinvolgere tutta la popolazione e tutti i operatori di interessi, quindi ristoratori, bar, albergatori e quant'altro, ovviamente la popolazione di Trieste, per andare a capire insieme cosa vogliamo fare. Che sia ben chiaro a tutti gli amici che vedo la mattina quando vado a correre ai topolini, non verrà tolto un posto asciugamano, anzi, allungando il fronte mare, verranno almeno raddoppiati. Quindi diamo una bella notizia a chi si alza alle 5 di mattina per beccarsi il posto asciugamano dei topolini, no? O alle 6. Io vado a correre dalle 6 alle 7 e c'è già la gente che si prende il posto asciugamano. E dopo torna a casa a dormire, però. No, si mette l'asciugamanino con le pietrine e poi magari però si posiziona, mette il cappello sul posto, perché andare la domenica la domenica sì, senz'altro. È impossibile, sabato e la domenica, e quindi vi assicuro che alle 6 di mattina c'è già chi prende il posto. Ecco, queste persone potranno tranquillamente alzarsi più tardi, perché io conto che potrebbero tranquillamente essere, ipotizzo, raddoppiati. Questa è un'idea progettuale, verranno fatte molte idee progettuali, verranno condivise con popolazione, operatori di interessi, e soltanto dopo daremo inizio alla parte esecutiva e a rifare i lavori. Anni non tantissimi. Mi ha anticipato la domanda. A pezzetti, non è che bloccheremo Barcola, a parte che è una decisione che prenderà il Comune, io parlo solamente della parte bagnata, per quanto mi riguarda. Io penso, parlando col sindaco, che questo progetto va fatto a lotti, quindi un anno fai i primi 200 metri, ovviamente lo fai in inverno, non è che lo fai in estate, no? E poi si possono ipotizzare tante soluzioni interessanti, ciclabili, parcheggi a pettine piuttosto che in parallelo, quindi raddoppio dei posti posteggi. Il sindaco ci teneva molto, e sono d'accordo con lui, di mettere una terza corsia in entrata in maniera da evitare le file estive. Insomma, tante soluzioni possibili, ci sono i tecnici, daranno il loro parere, sentiremo la popolazione e tutti i triestini, i operatori di interessi, soprattutto chi va al mare, e quindi poi ci sarà un progetto il più possibile condiviso. Poi naturalmente ci sarà sempre qualcuno contrario. Allora, abbiamo una telefonata, poi torniamo da Gianluca che intanto stava cambiando il microfono perché stava dando dei problemi di acustica. Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, prego. Chi è in linea? Buongiorno. Buongiorno, stavo aspettando per intervenire. Sì, può parlare, prego. Buongiorno. Sì. Ecco,
approfitto per il primo giorno di estate, si sente? Sì, si sente, parli pure. Ah, perché io non sento. Buongiorno, approfitto per il primo giorno di estate per invitare il signor Fabio Scocimaro al Circolo Marino Mercantile. Ha fatto una bella remata, lui sa benissimo di cosa parlo. Eccolo, visto che si stava parlando di mare e tutto, io purtroppo poi non vi sento. Ok. Vabbè, l'invito è esteso, insomma. Oh, ci vado. Ci va? No, era l'altro giorno, ho mangiato un ottimo pescetto. Complimenti al circolo cuoco. e alla cucina. Ero 4-5 giorni fa sono stato, molto bello. Complimenti signor, per la società, è una società molto molto valida, sia dal punto di vista sportivo, con gli atleti, soprattutto della canoa polo, ma anche per l'attività ludica e anche nei confronti dei soci. Ho visto con piacere tante persone. Ecco, chiedo infinite scuse perché un ritorno non mai visto, adesso sento che si sente. Grazie signor Fabio, l'aspetto giù che venga a farci una remata. Certo, molto volentieri, grazie. molto volentieri a fare canottaggio, e consiglio a tutti i giovani di farlo e imparare l'arte del remo e della pagaia. Poi se non vogliono più farla se la mettono via, ma soprattutto complimenti al Circolo Marino e a tutte le associazioni che appunto hanno questa attività che a Trieste è bellissima, perché tu sai, vai in un circolo con qualche decina di euro al mese, poche, non so, 30-40 euro al mese, quanto costa un'iscrizione a un circolo come il CMM, hai la possibilità di frequentare questo circolo, quindi anche le persone che non hanno pensioni importanti e possono usufruire delle strutture, possono giocare a carte, quindi è una cosa molto bella, molto utile per la socialità, per il circolo, per le persone. Ho visto delle persone cosiddette anziane, ma erano informissime, che erano lì appunto a giocare a carte, altre tante che andavano in barca e assicuro che avevano età importanti, tanti giovani atleti, quindi complimenti al Circolo Mercantile, ma a tutte le altre società remiere del Golfo, perché fanno un'attività indispensabile dai bambini alle persone che si avvicinano ai 90 anni. Assessore, come risponde a queste polemiche nei suoi confronti che oggi leggiamo ancora sul Piccolo, nell'articolo che prende a riferimento anche le polemiche attorno all'assessore Bini? Allora, quelle che riguardano la giornata di Grills. L'opposizione fa il suo lavoro di stimolo. Io nei 5 anni precedenti... Mozione di censura. Sì, nei 5 anni precedenti, diciamo, ho cercato di essere quanto più istituzionale possibile e anche di cogliere anche della sinistra estrema quello che di buono, poco, possono darmi, no? e quindi inserire nelle mie norme e nella mia attività politica anche i consigli dell'opposizione che sono da stimolo e in quel caso ringrazio. Poi ci sono atteggiamenti pretestuosi con la voglia di comparire sui giornali o sui televisioni come in questo caso. Ricordo sommessamente agli amici dell'opposizione di centrosinistra che le prossime elezioni si fanno fra 5 anni, sia politiche che regionali, e le prossime elezioni comunali fra 4, quindi che come nelle maratone partite tranquilli, perché poi avrete da tenere il fiato per la parte finale, e quindi andare a gridare al lupo già adesso mi sembra abbastanza prematuro. Detto questo, il mio collega Bini chiarirà in aula quelle che sono appunto le richieste di censura nei suoi confronti. Quelle che riguardano nei miei confronti mi fanno ridere, se permettete, perché riguardano un evento che io partecipo da 35 anni. Io vado a commemorare un amico, un fratello maggiore, che si chiamava Amerigo Grills, giornalista, morto nell'87, il 19 maggio, in Mozambico, mentre filmava uno scontro a fuoco da giornalista, come ho fatto tante altre volte in tutti i teatri di guerra del mondo. Però Amerigo Grills non era solo un giornalista molto bravo, come Marco Lucchetta ed altri che perirono sui campi di battaglia, ma era anche un esponente di spicco della destra italiana giovanile e triestina. E quindi questo è il suo peccato originale. E quindi io vado, visto che non c'è una tomba, tanti chiedono, potevi mettere un fiore sulla tomba? No, la tomba non c'è perché è sepolto in Mozambico e comunque Grills non voleva essere sepolto in cimitero a Sant'Anna, diceva sempre lui, tra l'altro non era neanche cattolico, e quindi noi ricordiamo l'unico posto così che c'è simbolo, che è quello della sede del Fronte della Gioventù, dove tutti noi abbiamo orgogliosamente militato negli anni 70 e 80.
E quindi avevo messo un fiore lì. Io andai accompagnato, come sempre, da un'amica che è l'ex fidanzata di Amerigo, oggi una signora, appunto, Amerigo avrebbe 70 anni, lei abbastanza meno, ma comunque non più giovanissima, e abbiamo portato dei fiori. Poi, nel corso della manifestazione, c'è chi ha manifestato in maniera diversa dal mettere un fiore, e io ero a una distanza di tutto rispetto da chi manifestava diversamente, e però hanno voluto censurare questo mio comportamento. Io ovviamente ho risposto che ritornerò anche il prossimo anno. Pensavo anche che si poteva trasferire il tutto, perché nel corso degli anni abbiamo dedicato una via Amerigo Grills proprio a Barcola, e pensavo di portare lì, permesso che è scomodo, la via è piccola, il marciapiede stretto, però pensavo che si poteva portare là il fiore e metterlo lì, no? Come si fa per altre vittime. Però visto che quest'anno ho avuto questa serie fila di polemiche, deciderò come e quando, e non mi detteranno gli altri l'agenda di quando andare a mettere i fiori dove. Quindi il prossimo anno, il 19 maggio, annuncio già adesso agli amici dell'opposizione, posso fare un'altra richiesta di censura, perché tornerò a portare i fiori all'amico Amerigo Grills, e magari così l'unica accortezza, posso stare un po' più distante da altri manifestanti, ma comunque sempre lì sarò. Ok, andiamo da Gianluca Paladin, finalmente da Barcola, buongiorno. Buongiorno di nuovo a te Bernardo, e buongiorno all'assessore Fabio Scocimarro, tuo ospite. Primo giorno d'estate, cosa meglio di venire qua a Barcola per far vedere un po' la situazione. È arrivato anche il gran caldo, che con sé porta anche l'affa, e quindi possiamo dire che ufficialmente l'estate è iniziata. Sono da poco passate le 8:30, quindi come potete vedere la gente inizia ad arrivare a Barcola. Ho colto poi quello che diceva prima l'assessore regionale Fabio Scocimarro sulla linea di costa, magari poi chiederemo anche ai bagnanti se vogliono che cambi la situazione qui a Barcola, e se hanno piacere appunto di veder svolti questi interventi. Andiamo avanti piano piano assieme con Marco Calabrese e vi facciamo vedere un po' il risveglio del rione di Barcola, luogo preferito di tantissimi triestini, ma anche di turisti che si accingono a prendere il sole. C'è anche chi sta già pescando, due ragazzi che si stanno dilettando della nobile arte della pesca, quindi magari non possiamo mostrarli, magari credo siano minorenni, Bernardo, però insomma sono in fondo, stanno pescando, stanno facendo giustamente la loro giornata. Noi andiamo a chiedere anche alle persone, vediamo un po' se qualcuno ci parla. Buongiorno signori, primo giorno d'estate, finalmente è arrivata l'estate. Non vuole fare. Ringrazio. Va bene, posso. Le auguro buon lavoro. Grazie, posso chiedere a lei? No, va bene, non importa. Grazie lo stesso. Allora, grazie, arrivederci. Noi proviamo ad andare da questo gentile signore che ci stava guardando. Signore, buongiorno. Primo giorno d'estate. Bellissimo. Però lei è già un po' caldo? Sì. È arrivata l'affa, l'estate porta con sé le temperature alte, un po' di umidità, no? Certo, certo. Speriamo un po' la prossima settimana che rinfreschi, perché sennò la situazione è come quella dell'anno scorso. Però vedo che è già un po' abbronzato, quindi non è la prima volta che viene al mare, insomma. No. C'è qualche cambiamento che vorrebbe vedere qua a Barcola, dei lavori magari sulla linea di costa, un rifacimento, insomma c'è anche l'assessore tra l'altro all'ambiente Fabio Scocimarro che ci sta guardando in questo momento. No, penso che sarebbe da fare un po' più, diciamo, le passerelle per scendere in acqua. Ah, ecco. Che magari. Una scesa a mare più comoda. Sì, sì. Beh, sì. Ma adesso per me va bene anche così. Adesso la lascio stare, le chiedo solamente, programmi per l'estate? Andrà in vacanza da qualche parte? Ha già prenotato? Perché ho programmato per l'inverno che vado in Australia a trovare la figlia. Ah, però. Bello, complimenti. Quindi è piazzato così. Si ricongiunge un po' con la sua famiglia, insomma. Sì, sì. Va bene, sì. Allora auguri per quest'estate, buona giornata. Mille, grazie, buona giornata. A lei, arrivederci. Abbiamo già sentito i primi pareri, quest'estate che ovviamente ci si aspetta adesso di soffrire un po' più il caldo dopo una primavera che è andata un po' a singhiozzi, no? Signora, buongiorno, come sta? Tutto bene? No, grazie, tutto bene. È arrivata l'estate, il primo giorno ufficiale oggi. Sì. Il caldo picchia però il sole. Lei a Barcola è appena arrivata? No, noi veniamo presto la mattina. Il momento migliore. E poi, perché sennò si trova parcheggio, no? Fino a quanto quello è Scocimarro, il problema è il traffico, come si diceva in Giorni Stecchino.
Poi quando picchia il sole andiamo là, all'ombra. Ha citato il problema dei parcheggi, prima me ne ha parlato anche una signora. Il parcheggio non lo trova, se non viene presto non trova parcheggio. A che ora bisogna arrivare? Allora veniamo presto, facciamo le passeggiate e poi veniamo qua. A che ora bisogna arrivare la mattina per essere tranquilli di trovare il posto? Arriviamo prima delle 8. Sì, complimenti. Sveglia alle 6, 6 e mezza di mattina. Sì, dormiamo poco, i vecchi dormono poco. No, non è vero, non è vero. Voi, anzi, è la vita migliore. Bisogna venire al mare presto, sono le ore migliori. Non è migliore, no. Smetto di fare il ruffiano, Bernardo, perché sa, siamo in diretta. Dite voi che è migliore da vecchi perché siete giovani, però quando si diventa vecchi è brutta. Però io la vedo bella, sorridente, contenta, quindi... Tutta cosa è la vecchiaia. Bisogna accettare tutto, l'importante è il sorriso. arrivare a venire qua è già buono. Grazie signora. Arrivederci, buongiorno, buongiorno. Buongiorno signore. Ah, lei è il gentile consorte. Sì, è l'accompagnatore. Okay. Ho portato qui la mia dolce metà. E adesso lei dove va? Adesso vicino alla mia dolce metà, perché dove è stato finora? Passeggiata fino al molo. Dove è stato quindi finora? Fino al molo, passeggiatina? Sì, 1,5 chilometri andata, 1,5 chilometri ritorno. La mattina, buon'ora. Lei è qui in macchina quindi? Sì, in macchina. Parcheggio trovato facile a quest'ora? Un casino quel parcheggio. No, quest'ora è facilissima. Poi dovrebbe liberare tutta quella zona là, che sono due, ormai sono in disuso, no? Sì. Tutta la zona a destra della catena. Lei dice sgomberando quella zona, togliendo i paletti, facendo parcheggi. Vengono altri 20-30 parcheggi. Quella è area da mangiare. Una ventina ne vengono. Sì, sempre area da mangiare, ma ormai non si può più riparare il barco, non si può fare. Ed è arrivata l'affa, il gran caldo. Lei sta soffrendo questa situazione, fa troppo caldo? Perché va dura. Giustamente sta all'ombra. L'ho sopportato. Sta all'ombra, se è qua domani anche ci vediamo, perché domani è un giorno libero, io sarò qua a Barcola, spesso vengo qua. Qua? Sì, proprio qua, in questa zona, del primo baracchino, dove c'è Sandro, che siamo amici. Ho capito, va bene, ci vediamo. Vale tutto ormai. Fantastico. Va bene? Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Allora, i ragazzi che stanno pescando, come potete vedere, guardate, anche bellissimo questo sport così rilassante, poi per chi se ne intende, non io, molto molto bello. Andiamo a vedere se qualcun altro ci racconta qualcosa. Andiamo dalla signora, disturbiamola. Signora, buongiorno, non vuole raccontarci? Va bene, la lascio, andiamo da altre persone, vediamo se... Poi tra l'altro Bernardo, in fondo ci sono i tendoni, come si chiamavano Marco, quell'attività che fanno? Beach water polo, ci sarà un torneo di pallanuoto che dovrebbe partire domani qui a Barcola, lì in fondo ci sono i tendoni, dopo abbiamo anche visto Vincenzo Rovinelli, prima abbiamo parlato con lui che stava aiutando a montare i palchi, però io prima devo disturbare altre persone, anzi il signore. Signore, buongiorno, primo giorno d'estate, finalmente, ma faceva già caldo prima. Sì, questo è il primo giorno in effetti, speriamo che sia l'inizio di una bella stagione, non calda come l'altro anno, e quindi buona estate. Sono già usciti consigli utili, no? Su come comportarsi con l'AFA? Sì, diciamo i soliti consigli. Cosa ne pensa il signore dell'allargamento della riviera di Barcola? Non uscire nelle ore più calde, e quindi i soliti consigli che si danno tutti gli anni. Cosa ne pensa del progetto dell'allargamento della riviera di Barcola, anche magari per creare un'ascesa a mare più comoda, per esempio? Lei è d'accordo? Potrebbe essere, sì, io sono d'accordo, potrebbe essere una cosa utile e quindi potrebbe portare anche tanta gente in più a Barcola. Sì, speriamo che facciano in tempi brevi, io sono d'accordo. Lei va in vacanza da qualche parte quest'estate? Andrò una settimana, sì. Andrò in Sicilia una settimana. Meritate ferie. Sì, grazie. Gianluca, grazie a lei, arrivederci, buongiorno, grazie. Ti interrompo Dimmi, solo Bernardo. perché manca pochi minuti la pubblicità e volevo fare ancora una domanda all'assessore Scocimarro, subito dopo ritorniamo da te. Benissimo, ci rivediamo fra poco. Assessore, mi premeva una domanda, visto che Gianluca citava il caldo afoso, alcuni dicono speriamo non caldo come la scorsa estate, dove abbiamo vissuto gli incendi. Cosa si è fatto a oggi per diciamo evitare il peggio come abbiamo assistito l'anno scorso? Peggio di incendi o... Degli incendi. Degli incendi purtroppo, da quello che sembra, probabilmente non sono io magistrato né polizia giudiziaria, ci sia la componente dolosa umana, quindi da quel punto di vista il problema non si può risolvere
con delle norme ma con una maggiore vigilanza. In questo senso ho fatto un provvedimento che va a dare alle forze dell'ordine un maggior numero di droni, quindi a tutte le forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, polizia, eccetera, per la vigilanza ambientale del nostro territorio, perché questo è. Quindi il discorso degli incendi dell'altro anno sembra che vada in questa direzione. Ripeto, io faccio politica, non faccio né la polizia giudiziaria né il magistrato, ma questo sembrerebbe che sia. Quindi non è una politica che ha messo a rischio l'ambiente, perché nella nostra regione, per fortuna, e nel nostro caso, l'ambiente è tutelato abbastanza bene. Poi, adesso che dovrà essere ripiantumato il Carso, sono varie scuole di pensiero e soprattutto varie problematiche inerenti alle proprietà, perché a differenza delle abitazioni che sono censite nel catasto piuttosto che nel tavolare, è un po' più problematico andare a censire i boschi del Carso. Quindi è un problema importante questo, e poi che tipo di piantumazione andare a fare proprio in virtù di quelli che sono stati i cambiamenti climatici. È lo studio che il mio assessorato con l'ARPA, università, OGS, ICTP e altri istituti scientifici e scienziati hanno fatto, che mettono a disposizione della politica per andare a fare appunto delle programmazioni per i prossimi anni, per i prossimi decenni. Quindi andare a mettere piante che consumano tanta acqua è controproducente rispetto a quello che sarà una crisi idrica conclamata l'anno scorso con decreto del Presidente Federica, e che quest'anno non sarà da meno, perché le falde acquifere stanno diminuendo. Anche se la nostra regione è stata ed è molto o abbastanza piovosa, il problema siccitoso c'è ed è un problema nazionale e ovviamente anche un nostro problema locale. Grazie all'assessore Scocimarro per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi, buona giornata a tutti. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Bene, riprendiamo la nostra diretta 9-5 minuti in compagnia di Michela Novell, presidente della quinta circoscrizione di Adesso Trieste. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. Abbiamo sempre in collegamento Gianluca Paladin dalla Riviera di Barcola, forse abbiamo anche una telefonata. Allora Gianluca, se hai un attimo di pazienza, se c'è una telefonata l'ascoltiamo, poi torniamo da te subito. Buongiorno. Aspettiamo un attimo. Se c'è, se non c'è andiamo avanti. Buongiorno. Come non detto. Gianluca, hai intervistato un po' di persone in questa mattinata estiva, prima giornata di estate. Barcola immaginiamo che con il passare delle ore sarà sempre più affollata, anche perché la stagione, o meglio il clima, invita chi può, chi ha tempo, chi ne ha la voglia, la possibilità di andare al mare. Prima con l'assessore Scocimarro avevamo abbozzato a quello che è il progetto dell'allungamento della Riviera di Barcola, che potrà permettere una fruizione più ampia, ma anche non soltanto numerica, ma anche di gestione degli spazi, di gestione dei posti auto, insomma tanti aspetti che possono arricchire quello che è il punto balneare fra i migliori che Trieste può offrire. A te di nuovo la linea. E continueremo a chiedere, Bernardo, questo alle persone che sono qui con noi, anzi avviciniamoci, e poi andremo anche a scoprire questi tendoni che ti abbiamo fatto vedere prima. E lì ci sarà un torneo, verrà allestito in acqua, una sorta di campo per questo torneo di pallanuoto, quindi sarà anche interessante vedere proprio lo svolgimento di questa manifestazione. Proviamo ad andare a sentire delle gentili persone. Signora, buongiorno, come sta? Bene, grazie, sono qua. Primo giorno d'estate ufficiale oggi. Sì. Niente di meglio che venire a Barcola. Niente di meglio, tutta l'estate. Lei è venuta qua a piedi? Sono in macchina con mia figlia e se no in autobus. Perché in auto? Perché i posteggi bisogna venire molto presto. È vero. È un problema quello dei parcheggi? Sì, perché dopo 8 o 9 non ne trova più. Fino al ricambio, all'1, 1:30. Però ci sono gli autobus, un buon servizio. Un buon servizio. C'è arrivato il gran caldo insieme all'AFA adesso, si sente? Si sente, sì.
Però insomma un bagnetto magari ci si rinfresca un po', ma comunque anche semplicemente... Una meraviglia, questa è la nostra Barcola. Non cambierebbe nulla di Barcola lei? Ah, mi pare di no, io vengo generalmente, qua c'è un po' d'ombra, il mare che... Si sta bene? Io sto bene, sono da quando sono nata, quindi ho 86 anni. Complimenti. Che vengo qua. Complimenti, stati benissimo, peraltro se posso permettermi. Non è importante portare, l'importante è star bene e venire. Giusto. Grazie signora, Bello una spirito, buona mattinata. Bello spirito. Arrivederci. Molto bello. Siamo Tele 4 signora, sì. Durante il giorno date servizio? Sì, lo faremo vedere sia al TG di pranzo che al TG di sera, così... Già oggi, esatto. Va bene, grazie. Arrivederci signora, buongiorno, grazie. Ho visto un signore che legge il giornale. Signore, buongiorno. Qual è la notizia che l'ha colpita oggi? di più? Se mi mostra la prima pagina. Scusi. Tele 4, buongiorno. Sto rompendo le balle a tutti i triestini che sono qui a prendere il sole. Ha sbagliato indirizzo perché sono bresciano. Lei è bresciano, qui in vacanza? Sì. Come si trova a Trieste? Trovo molto bene. Bello questo posto che è molto caratteristico per la città. Lo apprezzo molto perché mi piacciono le vacanze semplici, senza... Sto appunto leggendo, guardi, un Venezia, la cultura balneare, italiani poveri ma allegri. Una lettura da mare, diciamo, ma anche di crisi un po'. È così, sì, un po' di crisi, ma è questo. Senta, le chiedo un'ultima cosa, poi la lascio stare. È arrivato il gran caldo, è arrivata l'AFA, oggi è il primo giorno d'estate ufficiale, hanno anche diramato i consigli utili su come comportarsi per evitare disagi, insomma. Sì. Quindi non andare nelle ore più calde, così. Lei come si comporta quando va al mare in piena estate? Io, come vede, arrivo abbastanza presto al mattino e verso mezzogiorno l'una torno a casa. Sì. La sera non torno più al mare. Anche io preferisco la mattina, si sfrutta quella. Preferisco fare al mattino, faccio il bagnetto e poi torno a casa. La lascio alla sua lettura, grazie, buongiorno. Arrivederci, grazie. Proviamo a vedere se... li ho visti, Bernardo. Ho visto i miei amici telespettatori. Aspetta che mo mi avvicino. Un agguato stile Pantera Rosa. L'avevo promesso che sarei tornato e alla fine l'ho fatto. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Come sta? Bene, grazie. Ogni tanto ci si incontra. Sì, vuol dire che siamo ancora qua, cioè sono ancora qua. Questo è molto importante, signora. Ascolti, ma primo giorno d'estate, primo giorno di gran caldo e AFA, l'avevano chiamata, è arrivata, come si sta qui al mare? Beh, al mare si sta bene, anche se fa lo stesso caldo, Comunque si riesce a sopportare meglio, dai, con questa brezza che c'è. Prima in studio avevamo l'assessore Fabio Scocimarro, parlava del possibile rifacimento della riviera barcolana, magari allargando la zona, facendo un'ascesa a mare più comoda. Lei vorrebbe un intervento in tal senso, cosa ne pensa? Ma sai che ho dei dubbi, non lo so se la priorità è questa. I parcheggi magari? I parcheggi chiaramente, ma ci sono anche altre cose, diciamo. Tipo? Sistemare qua il selciato, che ci sono delle buche, specialmente là dentro. Proprio, ci sono delle buche, insomma, io penso che ci siano altre cose, dai. Vabbè, insomma, comunque qui si sta bene di base. Comunque. Sì, ma siamo fortunatissimi. Proprio parlavamo adesso con i miei amici, veramente fortunati, perché con l'autobus, un autobus è già qua, anche chi non ha la macchina, no? Cioè, molto comodo. Vero. Servirebbero più autobus forse, più 6:30. In momenti d'estate, sì, in certi momenti sì. Sì, perché c'è l'affollamento, vedo, anche sulla 36 è strapiena. Sì. È un problema un pochino ogni tanto. Non ci sono autisti, ne so qualcosa, perché mio figlio lavora in questa azienda. Ok, quindi... mortali, veramente. Però insomma... Sono cose che non si riesce a capire, guardi. Allora godiamoci il sole e il mare e basta. Sì, ecco, già, posso approfittare di te un attimino, che sei così simpatico? Quando iniziano i corsi qui di ginnastica? Questa è una bella domanda. Allora facciamo così, mi informo e lo trasmetteremo a Tele 4. Sì, che io guardo sempre, alla sera guardo sempre, così sappiamo qualcosa. Perfetto, signora. Grazie. A lei. Gentile. Buon bagno e buon mare. Luca. Grazie, arrivederci. Ma io chiedo anche ai suoi colleghi. Signore, buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno. Quanto si sta bene qua? Magnificamente, specialmente se non si paga niente. Questo è molto importante. Grande importanza questo. Non male. Soffre il caldo? È classica la passeggiata qua a Barcolana, è classica, sono oramai tutti quanti che vengono qua. Non c'è nessuno che viene a Trieste che non fa la passeggiata fino a Miramar, al castello, perciò è tutto comunicante ormai. Allora buon primo giorno d'estate. Grazie, altrettanto. Gianluca? Signora, soffre il caldo? Sì, io particolarmente molto.
Speriamo adesso di fare il primo bagno, ma non so l'acqua com'è. Testeremo fra poco. Io aspetto a luglio, quando è già un po' brodino, insomma. Ah no, brodino non va bene, dai. No, brodino. Va bene, signori, siete stati molto simpatici, grazie, arrivederci, buona giornata. Dimmi Bernardo, mi stai suggerendo qualcosa? No, riprendo la linea perché fra poco c'è di nuovo la pubblicità, volevo coinvolgere anche la Presidente della quinta circoscrizione Michela Novel, noi ci risentiamo subito dopo le 9:15. Allora ti lasciamo 2 immagini intanto. Bene, con le immagini del lungomare Benedetto Croce, no, beh, lei frequenta Barcola? Non tantissimo. Non tanto? È un piacere vedere qui, ma non tantissimo. Adesso mi è venuto un po' voglia. Di solito vado a Grignano. A Grignano? A Grignano, sì. Preferisce? Oppure Barcola, ma a ridosso della riserva marina di del WWF. Sì. Ecco, si palesavano lì le peculiarità del posto: gratuito, fruibile, servito, sebbene magari con gli autobus qualcosa di più si può fare. Certo. Però il sistema del trasporto pubblico a Trieste funziona bene, bisogna dirlo. Sì, funziona bene sì, però ho sentito anch'io degli amici che fanno gli autisti, anche loro lamentano mancanza di altri autisti, si trovano a fare più turni e in effetti sarebbe da intensificare la linea, no? La 36 in questo periodo. È una richiesta che proviene anche da chi invece l'autobus per quella tratta lo prende ma va a lavorare, ovvero gli enti di ricerca o le altre varie realtà lavorative della zona proprio di Barcola e Grignano. Domani mattina avremo proprio un gruppo di questi ricercatori fra OGS e CTP che ci paleseranno le loro difficoltà e avvallate anche da una raccolta firme proprio per l'utilizzo in maniera ortodossa, umana dell'autobus, non perché sia utilizzato male ma perché è molto affollato. La loro richiesta è di corse in più, ma questo è insomma un po' il contenuto del nostro collegamento esterno. Io con lei volevo anche parlare di quelle che sono le attività estive della circoscrizione. Oggi è il primo giorno dell'estate, parte un po' il calendario in tutte le varie zone della città di quelle che sono le attività culturali, didattiche, anche sportive in certi rioni. Cosa è stato organizzato in quinta circoscrizione? Sì, noi ripetiamo l'esperienza dell'anno scorso che è andata molto bene e presentiamo 9 eventi, uno in più, all'ex lavatoio e iniziamo proprio questa sera alle 18:30 all'ex lavatoio con un evento che ha a che fare con la salute e il benessere. Con Elisa Cossutta, presenta un libro suo e questo progetto di una dieta seria che dura 9 mesi per rimettersi insomma in linea, magari per la prossima estate, ma sicuramente per benessere, stare bene tutto l'anno. Iniziamo con il benessere e finiamo con la salute il 6 settembre con l'ANVOLT, l'associazione che lotta contro i tumori. Nel mezzo una serie di interventi, diversi spettacoli teatrali. Ricorderemo Corrado Premuda con la sua Testa per l'intrigo e il 4 luglio sarà suo fratello Massimo a presentare questo lavoro e poi parleremo anche di una regista, Elke Burul con Fabio Favretto e poi Stelio Mattioni e poi parleremo anche di grotte con Franco Gheribizza. Questo è il 5 settembre, insomma abbiamo 9 eventi lungo tutta l'estate, ma anche questo sabato, il 24, all'ex Pavan di Via Frausin presentiamo uno spettacolo divertente sulla Prepusnica, spettacolo teatrale, sì, sulla Prepusnica, sarà divertente, quindi diverse cose sono anche in dialetto triestino. E poi stiamo organizzando anche una cosa per il 22 luglio che faremo nel bellissimo parco di Villa Sartorio in via De Modiano e faremo una cosa interessante che stiamo studiando in questi giorni che coinvolge anche il santo del giorno che è Santa Maria di Magdala. Quindi insomma si coniuga, tema, insomma, si coniuga il nome. Abbiamo una telefonata prima di andare in pubblicità, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Sono Gabriela di Largo Barriera. Avrei voluto parlare con l'assessore Scoccimarro, ma non ho avuto fortuna, per chiederle, non solo chiederle i soldi alla Regione, alla Europa, dico, se no anche attuare le leggi europee per l'ambiente, l'inquinamento acustico che c'è una legge che aiuta la gente che abita in zone dove c'è forte rumore, non rumore chiamarsi vivarsi, non rumore ambientale, rumore delle macchine.
che aumentano questi rumori, aumentano le probabilità di avere il cancro. Io nel mio quartiere ho già 4 persone con cancro in Largo Barriera, quindi a questo punto dico, si sta facendo qualcosa contro l'inquinamento ambientale, che abbiamo perso la nostra centralina in piazza Garibaldi che controllava l'inquinamento? Si sta facendo qualcosa per l'inquinamento acustico? Vorrei sapere quelle cose. Mi dispiace che Michela Novel è la nostra Presidente. Io ho mandato una lettera al Comune, la quale è stata rinviata all'ARPA e rinviata ai vigili, come se fosse una cosa così. E no, è una legge, sono leggi europee. Grazie. Grazie signora, sì, sono tematiche importanti, hai fatto bene a sottolinearle, mi spiace non è riuscita a prendere la linea con l'assessore Scocimaro. Dobbiamo andare in pubblicità, ma vedo di nuovo Gianluca Paladin, a te la linea. Un minuto Bernardo. Allora, io ho incontrato una persona, non so se la riconosci Bernardo, ti sembra qualcuno di familiare? Sì, mia moglie. Ah, non lo sapevo, infatti l'ho incontrata all'improvviso, lei mi ha dato questa notizia e quindi due chiacchiere bisogna farle. Intanto buongiorno, come stai? Buongiorno, tutto bene, Il primo giorno d'estate a Barcola, la scelta di venire qua, insomma, è d'obbligo. Per forza, assolutamente, bisogna provare il mare. È arrivata anche l'AF, è arrivato il gran caldo, e è una situazione che si soffre in questo momento, ci sono anche i buoni consigli da seguire per evitare di avere disagi, insomma. Ma no, ma che si soffre, bellissimo, dai, beata l'ora che sia un poco di caldo, no? Programmi per quest'estate, magari qualcosa che Bernardo non sa? Qualcosa, orca. Tutto? No, ne parliamo sempre assieme. Vedete assieme, vabbè, lo vuoi salutare in diretta, Valentina? Ciao. Buon lavoro. Grazie. E Bernardo, con questo siparietto noi ti salutiamo e ti annunciamo che andremo dal sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, fra pochissimo per il consueto caffè col sindaco. Da Barcola è tutto. Ciao Bernardo. Grazie a Gianluca Paladini che ha incrociato mia moglie anche a Barcola. Questa è l'orario della passeggiata prelavorativa dopo aver lasciato la bambina al centro estivo, così la diciamo tutta e via. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Brava. Eccoci di nuovo in diretta, 9:22 minuti di questo primo giorno d'estate, mercoledì 21 giugno. Lei ci ha parlato prima delle attività culturali e come dire ludiche anche che si verificano nella quinta circoscrizione e non solo. Poi parleremo anche delle questioni rionali che hanno a che fare con la vita quotidiana, quelle che sono le problematiche, i temi affrontati nel vostro consiglio. C'è ancora una telefonata però, buongiorno. Prego. Buongiorno, sono Alba. Sì. Golotta, volevo dire una roba. Allora, quando ho sentito quel signore a Barcola che è di Brescia, che prendeva il sole a fare bagno a Barcola, mi è venuta in mente una roba, un pensiero di grande riconoscenza chi che ha ideato quella pineta che ha fatta proprio, di Mario Sivini, un triestino che a suo tempo, negli anni 70, si era trasferito a Brescia, però veniva ogni anno qua. Questo Mario Sivini che ha fatto Castereggio, tutta la mostra dei quadri e diapositive dipinte a mano su vetro al museo, tante opere, una targa Mario Sivini, quel che non dovessi pensare a metterla. Ok, non lo sapevo, guarda. Non ero al corrente, devo essere onesto. Mario Sivini, sì, me lo sono nato scritto. A Trieste, Triestino, però oggi andava a Brescia ai 70 e ha fatto tanta roba. E una cosa, quando lui era ragazzo lavorava presso l'architetto che ha fatto la nave Puglia di D'Annunzio, quindi era un'importanza. Proverei a informarvi e vedere. Va bene. Se vi pare. Ecco, tanti saluti anche a voi, bravissimi, ciao. Grazie, buongiorno. Se non sbaglio la pineta è stata poi intitolata come memoria a Ota, D'Angelo e Crovatin, non mi ricordo se tutti e tre o solo un paio di loro o uno di loro, per quello che è successo, insomma lo conosciamo, la storia di Ilaria Alpi e Miran Crovatin e anche gli altri reporter e lavoratori che hanno perso la vita durante il lavoro, ma questa è l'intitolazione più commemorativa. Poi su quello che è stato il progettista onestamente non ero al corrente, ma insomma sicuramente la possibilità di mettere una targa non credo che sia un qualcosa
di complicato o di impossibile da fare. Dicevo, questioni circoscrizionali, oggi come oggi, se le dovessi chiedere qual è la principale argomentazione nel vostro consiglio, cosa mi dice? Allora, ce ne sono diverse e infatti quando torno da qui devo scrivere al nuovo assessore sociale per capire come siamo con l'educativa di strada, perché ci eravamo lasciati con l'assessore Grilli con l'idea di un progetto regionale sul quale stavano lavorando e doveva partire a mesi, quindi volevamo capire appunto a che punto siamo, vogliamo capire a che punto siamo con l'educativa di strada. Speriamo di fare questo incontro a luglio, coinvolgendo tutte le associazioni che lavorano in questo, anche perché l'estate è un momento un po' vuoto, no? È un po' a rischio anche per i ragazzi, ecco, soprattutto quelli che a noi stanno a cuore, questi in povertà educativa, e quindi vediamo di fare qualcosa, ecco, di fare questo incontro già a luglio. Quindi chiederete a Tagnolli di poter capire a che punto è l'attivazione concreta dell'educativa di strada. Sì. E poi ci sono diverse altre questioni in sospeso, no? Abbiamo l'ex Pavan di via Frausin, e questo venerdì pomeriggio alle 17:30 ci sarà un incontro con i capigruppo del Consiglio Comunale per capire se è possibile fare ancora qualcosa. Insomma, è un bellissimo spazio che al momento è fruito. Tutta l'estate ci saranno eventi nell'ex Pavan, che è anche un'area all'aperto, un'area verde, e sarebbe un peccato insomma perderla, che diventi solo un palazzetto dello sport. Un palazzetto dello sport. Sì. E poi c'è la questione fiera, ex fiera, che interessa anche a noi. Infatti proprio lunedì mi è stato chiesto di organizzare un evento su questo. Sì, quindi ci sono diverse cose, insomma. Quello dell'ex fiera è importante, anche l'argomento del Consiglio Comunale in questi giorni. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, lo sento molto lontano. Noi la sentiamo forte, ci dica tutto. A chi? A noi. In diretta? Sì. Volevo segnalare, dunque noi siamo con nelle case di via Donatello, quelle case della provincia di una volta, che adesso le amministra l'Ater. Sì, quindi zona San Giovanni. Praticamente noi il problema qual è? Che siamo 10 giorni con il portone rotto, aperto, abbiamo segnalato all'Ater, mandato email, telefonato, stratelefonato e niente da fare, perché loro hanno una procedura che passa un tot di giorni e noi però siamo col portone aperto 10 giorni, giorno e notte, e il portone è aperto. Qua girano tossicodipendenti che vanno su al psichiatrico, qua in distretto. Non è bella gente che gira, e si ha un po' di paura, perché con questo portone aperto, specialmente la notte, entra chi vuole. Se voi potete aiutarci in qualche maniera, non so. Lei non ha avuto modo di poter contattare l'Ater? Signora? Non so se mi sente. Signora, se mi sente, le ho domandato se lei ha avuto modo di contattare l'Ater. Sì, ho parlato anche con la segretaria, abbiamo mandato anche due telegrammi, perché ho detto il telegramma almeno è una carta in mano con la ricevuta di ritorno, no? Non so come si chiama, il foglio che ti manda dopo i telegrammi. E abbiamo sollecitato, parlato con tutti, con chi si poteva, non so, forse bisognava andare là, ma siamo tutti anziani, 80 anni, 75, i giovani lavorano, la mattina vanno via, vanno al lavoro, non sappiamo più cosa fare. L'Ater dice che è ai suoi tempi, e io capisco, perché una volta tu segnalavi il guasto, dopo il giorno dopo veniva l'operaio, e là sembra che su questo portone bisogna cambiare un pezzo, però deve essere l'operaio specializzato per poter fare questo lavoro. Prima non avevano il pezzo, e così andiamo avanti, noi siamo col portone aperto, in conclusione 10 giorni, giorno e notte. Non è un bel rione,
perché gira brutta gente, veramente. Va bene, lo segnaleremo anche noi allora. Via Donatello, civico? Prego? Al civico numero? Via Donatello, il nostro portone è il numero 5. Ok. E poi il numero 7, sì. C'è un campanello anche che uno suona quando vuole, giorno e notte, è un campanello di scout, che loro non le hanno mai staccato. Quindi è una apriporta? E abbiamo segnalato, stamattina anch'io ho segnalato che questo campanello non può stare 24 su 24 sempre aperto, si fa come fanno gli ambulatori, no? Da quell'ora a quell'ora e quando sì, vanno via l'apriporta. staccano. Okay. Invece qua il campanello, se lei adesso viene qua, suona il campanello dei scout, si apre il portone. Sì, il classico apriporta come negli ambulatori. Perché noi in giardino abbiamo l'Ater ha affittato dei posti che avevano giù in cantina e loro vengono, giocano qua in giardino, ma questo campanello è aperto. Io adesso vado a fare la spesa, suono il campanello e apre. Perché dopo c'è un portone d'uscita per andare in giardino. Ok, va bene. Signora, proveremo a fare anche noi un passaggio. Grazie, intanto buona giornata. Grazie. Dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, tra poco. Nuova in diretta, compagnia della Presidente della quinta circoscrizione Michela Novel. Che appuntamento ci eravamo dimenticati prima? Quello dei primi di settembre. Anche se un po' più in là lo diciamo adesso. Sì, ci stiamo lavorando, è un'idea che è emersa all'interno dell'incontro annuale che fanno i commercianti di San Giacomo, l'Associazione dei commercianti di San Giacomo. Una signora ha proposto, ha ricordato che per San Giacomo passano diversi cammini, non solo il cammino di San Giacomo, che già sapevamo, no? Che Don Rudy mette il timbro sui pellegrini, ma sulla tessera del pellegrinaggio, ma anche questo cammino è stato scoperto riscoperto da poco, che va da Muggia ad Aquileia. Sì, da Muggia ad Aquileia passa per diversi punti, sì, e c'è anche un gruppo Facebook e quindi molte persone da fuori che lo seguono, lo percorrono. Quindi l'idea sarebbe di fare in Campo San Giacomo un evento sui cammini, legandolo magari anche ai cibi del posto, cibi e anche vini. E quindi abbiamo già questo quindi slogan. Tutto a piedi, insomma. Tutto a piedi, appunto, perché se si provano i vini poi è meglio andare a piedi. Vini e cammini potrebbe essere il titolo di questa cosa. Sì. Appunto, parlando di turismo lento e cibo buono, cibo buono e vino come diciamo elemento anche di cultura. Beh, è cultura anche quella. Sì. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno, c'è nessuno? Non c'è nessuno in linea. Gianluca Paladin non lo vedo, ma forse sarà pronto tra poco. C'era una mail che invece era arrivata e riguardava gli autobus. In riferimento agli autobus sarebbe interessante avere degli autobus che partissero da Piazza Libertà, in quanto i treni che arrivano dopo le 21 non ci sono. Gli autobus notturni partono tutti da Piazza Goldoni. Grazie Giorgio. E quindi come dire, centralizzare anche lì un arrivo di autobus, in quanto poi anche chi proviene col treno arriva alla zona di Piazza Libertà trova modo di potersi districare in giro per il comune. È molto saggio, sì. Buone, poi andiamo a leggere ancora, ma forse era arrivato tutto qua. Prego. Prego. Se posso, sempre legato a vini e cammini, questa cosa, ci è venuta anche l'idea di valorizzare le osterie del posto, no? A San Giacomo ce ne sono diverse, e parlando col comitato Maddalena Vive, loro ricordavano di osterie che c'erano anche nel Rione della Maddalena, quindi potrebbe essere interessante anche questo, una cosa sulla storia delle osterie, alcune appunto sono ancora aperte come luogo di socialità. Certo, sulla Maddalena avete fatto diversi incontri, ci sono anche, c'è il Mad Lab, il laboratorio, Barbara Chiarelli l'ha esposto sabato scorso qui da noi, insomma ci sono tante attività. Tante cose interessanti, sì, poi vengo dalla festa di ieri al CSM della Maddalena, molto ricca, molto con questa apertura sul territorio, e questo comitato che appunto ci ha contattato, e loro hanno
tantissime energie e idee, quindi è bello così lavorare insieme. Ecco. Cosa si vuole fare in quel rione? Perché poi la critica principale all'inizio è stata la cementificazione, no, di quell'area. Esatto, sì, è partito da lì e il comitato propone un risarcimento verde a quella cementificazione massiccia che è stata fatta e quindi valorizzare il verde che c'è, magari recuperare delle aree adesso abbandonate come lo spazio tra via Marenzi e via Molino a Vento potrebbe essere appunto riportato a nuova vita. Lì c'era un cinema all'aperto, il Cinema Paradiso, che era molto grande, con vista a mare, con la possibilità di mangiare anche lì sui tavolini, quindi sì, ci piacerebbe recuperare quello spazio e poi valorizzare questo anello che è già disegnato, insomma, che poi porta fino a Villa Sartorio, che è un parco con alberi secolari, tra i quali anche questa Zelkova, che abbiamo scoperto che è come il ginkgo biloba, cioè un fossile vivente. Sono degli alberi bellissimi, molto, molto alti, che provengono dal Caucaso. E poi scende per la via ciclabile e lì ci sono anche le serre comunali nel parco di Villa Sartorio, anche queste sarebbe bello valorizzarle, insomma. Non male. Sì. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, mi sente? Prego. Senta, io sono invalido e mi muovo con degli scooter elettrici, green, in poche parole. Ho sempre difficoltà, o perlomeno non trovo da nessuna parte la possibilità di caricarlo. Essendo invalido, quello scooter a me mi serve, non so, per andare al supermercato, per andare in posta, per andare in qualsiasi ufficio pubblico o altro, e viene utilizzato con una semplice presa da casa per poterlo caricare. Sì. È possibile, forse, considerando che è green e considerando che per invalidi, fare in modo che in diverse locazioni come uffici pubblici, come posta, come supermercati o altro, venga messo fuori un collegamento dove qualsiasi invalido che si muove anche per esempio sulle spiagge possa inserire la spina normale di casa ed essere sicuro di poter tornare indietro. Certo, ma il suo veicolo è caricabile? Non stiamo parlando delle colonnine per le macchine, ecco, bravo, è molto più semplificato, del tipo supermercato ci fa la grazia di mettere fuori un collegamento di 4 spine. Ospedale, per esempio, perché noi andiamo spesso all'ospedale, ci fa una grazia di mettere fuori 4 spine da poter caricare uno scooter per arrivarci, per non dover ogni volta chiedere a qualcuno di arrivarci. Certo, capito. Ok, grazie. Magari perché per il privato adesso bisogna parlare, se un supermercato vuole farlo lo può fare, quindi su quello deve essere uno spunto dell'imprenditore poter dare un servizio in più alla sua clientela o comunque a chi frequenta la zona di riferimento. Però magari per l'ente pubblico può essere uno sprone che può partire dalle circoscrizioni a dire almeno in ogni ufficio comunale, il centro civico, dopo si estende al pubblico nazionale, quindi le poste, quello che è, provare a adibire, no? Un servizio di questo tipo, Nobel. Sì, ci si può pensare, sì. Può essere una richiesta anche che può partire dai rioni. Certo, sì, anche per il futuro credo ci sarà sempre più bisogno di questo, quindi sì. Credo che sia qualcosa di inoltrabile fondamentalmente. Di nuovo da Gianluca Paladin che si è spostato in piazza Unità, sebbene il sindaco non potrà essere della partita perché questa mattina è un incontro di soprintendenza come abbiamo avuto nei giorni scorsi, però insomma il contesto mi pare che sia quello consueto, sole, la piazza che si riempirà di turisti tra poco e il consueto via vai anche di chi lavora nei dintorni.
Esatto, Bernardo più volte Tele4 ha raccontato un po' la gioia per gli esercenti commerciali della zona, soprattutto quindi del centro, che vedono il flusso di turisti costante che prendono il caffè piuttosto che l'aperitivo, la brioche nei loro bar. Esatto, il sindaco purtroppo oggi deve mancare a questo appuntamento, un caffè col sindaco, perché ha un incontro urgente in sovrintendenza, ci racconterà domani. Domani invece ci ritroveremo ovviamente. L'incontro col sindaco è rimandato appunto alle 9:40 della giornata di domani. Comunque volevamo sostanzialmente salutarti, Bernardo, a te e alla tua ospite, giusto per raccontare che sì, siamo qui nella bellissima piazza dell'Unità d'Italia. Fra poco ci beviamo il caffè anche noi, Bernardo, ma direi che è stata già una mattinata ricca di per sé, con l'ingresso degli studenti per gli esami di maturità che stanno affrontando in queste ore con la prova di italiano, e poi siamo stati a Barcola, dove abbiamo parlato con i bagnanti proprio per riuscire a capire anche come loro vivono quest'estate con l'AFA e il gran caldo che sono arrivati. Detto questo, ti lascio concludere la tua trasmissione, ti saluto, ti ringrazio, un saluto a te e alla tua ospite, ci rivediamo in redazione. Bene, grazie. Intanto è arrivata una mail: visto che il tram di Officina continua a essere una chimera, perché non si fa un collegamento con un bus che possa caricare delle bici, scrive Paolo. È una richiesta che lei aveva già sentito? Ma sì, più volte emerge questa necessità, no? Di un bus che possa trasportare bici per il Carso, sì. Senta, a livello di mobilità, nei rioni di San Giacomo, nei rioni della quinta circoscrizione, ci sono problemi di che natura? Di posteggio, di sosta selvaggia? Cioè, se lei dovesse identificare un qualcosa da risolvere in questi rioni? Beh sì, sicuramente il problema delle macchine, questo c'è sempre, sì. Poi penso anche mi veniva adesso il collegamento, qualcuno proponeva anche di collegare San Giacomo con Barcola. No, sì, e poi sì, il nostro sogno era quello del tram, naturalmente, ma treno. Sì. Intanto sono uscite le tracce della prima prova, lo rende ufficiale, lo apprende l'AGI a pochi minuti dall'avvio ufficiale dell'esame di maturità. Le tracce sono Moravia, Quasimodo e il Libro Testamento di Piero Angela. Quindi credo che non ci sia stata la traccia su D'Annunzio, come avevano previsto alcuni studenti che abbiamo sentito attorno alle 7:30 fuori dalle scuole. Quindi Moravia, Quasimodo e il Libro Testamento di Piero Angela. Andiamo a sentire un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io proprio siamo per San Giacomo, vivo qua, questo rione. Sarebbe il caso, voglio dire alla signora lì, di mettere tutte le camere, perché sono stati fatti dei danni pesanti. E alla sera io non esco mai, io porto giù il cane alle 6 e poi devo stare a casa con questo caldo comunque, perché non è bella gente che gira qua sotto, non so, in tutto Rione. E allora almeno tutte le camere, più controlli. Questo lo intendevo io. Ok. Più telecamere, più sicurezza. Perché non è vivibile questo Rione. Hanno detto che San Giacomo si sta risvegliando, ma non è così. Non è così. Io lo percorro. Io sono una donna di mezza età e ho paura. Alla sera io non esco. Prego. Io veramente lo percorro, ogni tanto mi capita dalla circoscrizione a casa, io abito sopra via San Michele. Lo attraverso a piedi la sera, non ho avuto mai problemi, ma neanche di paura, ecco. La paura è spesso anche indotta, no? A volte se ci facciamo così condizionare da quello che sentiamo in giro, uno si spaventa, ma in realtà percorrendola io non ho avuto mai problemi a San Giacomo, insomma. Quindi... Alla richiesta di maggiori telecamere? Io personalmente sono un po' contraria a questa cosa delle telecamere, ecco. Preferirei, telecamere ne abbiamo già diverse nei luoghi, insomma, preposti a rischio, quindi ci sono già telecamere. Preferirei lavorare che un po' più a lungo termine sul benessere delle persone, insomma, e quindi per quello io dicevo più socialità, no? Questa cosa di recuperare i luoghi di socialità. D'estate soprattutto si può stare fuori la sera e quindi ecco lavorerei su questo.
Telecamere ci sono in diversi luoghi, quindi io starei un po' più serena, ma lavorerei sulla prevenzione e sul benessere dei cittadini, sicuramente. A proposito di viabilità, mi veniva in mente che noi abbiamo una questione che è quella grossa della galleria di Piazza Foraggi e quindi ci condiziona, perché San Giacomo c'è questa nuova rotonda nella zona Bergamas, della scuola Bergamas, e poi giù anche in Barriera il traffico è aumentato, quindi sicuramente... Via Molino a Vento è la vista più intasata rispetto al passato? Sì, ma anche proprio mi sono accorta, perché sono cambiati anche i tempi, no, dei semafori, c'è più traffico. Io insegno nella scuola che sta in via Pascoli e lì dobbiamo calcolare dei minuti in più se usiamo la macchina. Io lo uso molto raramente, però vedo che il traffico è più intasato, perché è cambiato il minutaggio dei semafori. Chiaro. E quindi sì, ci sono problemi di traffico e quindi anche di rumore, per rifarmi alla telefonata di prima. E dopo lì confluiamo in Barriera, dove la signora Gabriella lamentava che c'è un inquinamento acustico troppo alto. Può essere che sia il riverbero anche della chiusura della galleria. Credo proprio di sì, perché è aumentato il traffico lì. Sì. E poi tutti gli autobus che vanno su per via Molino a Vento sono la 20-21, quindi sicuramente è aumentato il traffico là. E poi abbiamo anche la questione della scuola che si trasferisce alla primaria, che dalla quarta circoscrizione arriva in quinta, sì, alla scuola Timeus, esatto, speriamo ci sia un servizio di pulmino che porta i bambini. Comunque avremo ancora del traffico ancora più auto in giro. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Io abito in via Zorutti. Sì. Volevo dire, sono una non vedente e quest'anno ho fatto il corso per la mobilità con il bastone. Le strade sono un disastro qua in Ponziana. Un disastro, il bastone che si incastra sul marciapiede, nei buchi, dappertutto. E in via Zorutti, tutta dall'ex ultima fermata dell'autobus. In più, in via Grisniana d'Istria ci sono 4 alberi, che stanno uscendo le radici, ma è da anni questo, non è da adesso. Ed è impossibile camminare. Ok. Ecco. Bene. Grazie della segnalazione. Si può fare qualcosa, Novell? Si può sicuramente fare qualcosa, vedremo adesso. Ci è arrivata una mail dall'assessore Borutti, non una mail, sappiamo che ha presentato in sesta circoscrizione il piano di asfaltatura delle strade, vediamo se è coinvolta anche Ponziana, speriamo di sì. E poi saremo lì con un gazebo, con adesso Trieste, il 4 luglio, la mattina alle 11, nella rotonda più in basso di Ponziana, proprio per raccogliere tutte le segnalazioni da parte dei cittadini e delle cittadine, per vedere di persona, e poi segnaleremo da lì, insomma. Però sì, tutte le segnalazioni sono ben accette, perché noi le giriamo comunque, no? Tutto quello che arriva in quinta circoscrizione si può scrivere alla mail della quinta circoscrizione, che è quintacircoscrizione@comune.trieste.it. tutto quello che ci arriva noi comunque lo comunichiamo, ma prenderemo in mano questo piano delle asfaltature per vedere appunto che cosa è previsto per Ponziana. C'è una tematica relativa all'illuminazione dei rioni? Cioè ci sono delle zone d'ombra che bisognerebbe correggere? Sì, abbiamo segnalato per il giardino Pinkerle, ad esempio, che è importante perché è molto frequentato anche come area di sgambamento, e lì ci siamo accorti che appunto ci sono aree proprio non illuminate, e quindi sì. E riceviamo comunque segnalazioni anche per l'illuminazione, sì. Da un punto di vista di, riverberi sui rioni, di quelli che sono le grandi opere, abbiamo visto la galleria, lei ci ha già detto c'è una situazione di traffico da dover correggere. Avete partecipato anche voi di Adesso Trieste a quella manifestazione fuori dalla galleria, richiedendo spiegazioni. In questo caso forse siamo addirittura d'arrivo. Quale sarà il lascito a questo punto? Cioè, una volta riparte la galleria si riordina la viabilità in tutti i rioni. Certo.
Anche lì sarebbe bello, utile, interessante, buono sentire la popolazione, i residenti, perché hanno avuto diversi svantaggi, gli abitanti della zona, oltre anche di proprio ore perse durante questo anno di chiusura, quindi persone che si sono trovate a fare dei giri, ad allungare molto il loro tragitto. Quindi io noi sentiremo, il nostro desiderio sarebbe quello di sentire la popolazione, di pensare assieme a loro a un risarcimento, anche loro chiedono un risarcimento, e in effetti per questo anno di allungamento dei lavori si può richiedere, no, di fare, insomma, c'è qualcosa pressione. che lei salva della viabilità modificata? Cioè, una volta riaperta la galleria, c'è un qualcosa che lei dice, ma tutto sommato questo aspetto poteva andare bene, perché non mantenerlo anche a galleria aperta, che ha a che fare con le deviazioni dei bus, oppure degli incroci, le rotonde o altro? C'è qualcosa che salva fondamentalmente, oppure è meglio ritornare alla situazione precedente? Non lo so, sto pensando agli autobus, no? Via Molino Vento adesso si prende qualsiasi autobus. Quello sì, però dopo si va a intasare poi tutta la zona di barriera. Infatti, direi che... Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Prego. Chiedo scusa, sono Edda. Buongiorno alla sua ospite. Buongiorno. Buongiorno. Bernardo, buongiorno. Volevo approfittare della presenza del Presidente della quinta circoscrizione per riproporre una segnalazione. Sì. Io abito in via dei Mirissa, quindi esattamente dietro via Modiano, dove c'è la sede della circoscrizione, e volevo segnalare la pericolosità dell'ultimo tratto di Rio Cornioletto, l'intersezione quindi tra via dei Mirissa e la via Brigata Casale, che è l'unico pezzo di Rio Cornioletto a doppio senso. Sì. Allora c'è un problema di verde incombente sulla carreggiata, sia dalla parte più a valle dove c'è l'isola ecologica, sia della parte più a monte, quella che c'è tra Rio Cornioletto e sopra via Brigata Casale, perché tutte le persone che sostanzialmente arrivano da Muggia, che devono andare in città e quindi approfittano del senso unico e non utilizzano l'incrocio invece con strada di Fiume che è più avanti, che imboccano la strada a una velocità estremamente sostenuta. La visibilità lì è molto ridotta perché il verde è parecchio incombente, e quindi volevo chiedere proprio alla Presidente della circoscrizione se fosse possibile monitorare la situazione, perché le persone che escono da via dei Mirissa e si inseriscono su Rio Cornioletto per andare in via Brigata Casale, la visibilità è ridottissima, e quando si arriva poi sull'incrocio che si interseca con via Brigata Casale, le persone che arrivano da Muggia girano facendo la curva molto 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 stretta, la visibilità è veramente molto ridotta per chi si immette ed è pericolosissimo. In più il verde ovviamente incombe anche nell'area dove ci sono i bottini, e quindi c'è una situazione di smaltimento rifiuti, anche di rifiuti ingombranti, che ovviamente protetti dalla vegetazione sono una zona piuttosto golosa per chi si comporta non troppo correttamente dal punto di vista dello smaltimento. Ecco, volevo un attimo così segnalare la situazione, perché proprio secondo me è un pericolo per la pubblica incolumità delle persone a questo punto. Certo. Tenga presente, mi rivolgo sempre al Presidente della circoscrizione, che esattamente di i bottini, quella fascia, quel triangolo che è tra via dei Rio Cornioletto e la Brigata Casale, anni fa era assolutamente sgombro da abitazione. Ecco, in quel momento ovviamente era perfetto dal punto di vista della sicurezza, oltre che del decoro urbano ovviamente. Ecco, volevo segnalare questo perché poi c'è presenza di topi, è proprio una questione anche proprio di sicurezza dal punto di vista della salute, tra l'altro. Grazie. Va bene? Grazie Edda. Grazie mille, buona giornata alla signora Nobel, buona giornata a Bernardo. Grazie mille, buona giornata a lei e grazie.
Grazie della telefonata, una segnalazione puntuale in questo caso. Benissimo, benissimo, e farò poi vicino alla sede della circoscrizione, esatto, quindi sì, insomma sì, anche molto accessibile da tutti una volta che li incontrate. Esatto, quindi magari la percorro a piedi, mi rendo conto delle cose e cerchiamo anche di capire a chi appartiene il verde, no? Perché anche questo. Bene, faremo anche questo. Sempre in previsione della festa, ma a parte che qui ci sono anche problemi più imminenti, mi è venuto in mente che sabato ho incontrato un residente della zona, che saluto se ci sta seguendo, perché mi segnala da più tempo una situazione di abbandono di rifiuti anche lungo strada di Fiume, nel lato verso gli orti urbani, ci sono lì, e quindi anche lì noi abbiamo segnalato altre volte, ma segnaleremo di nuovo e organizziamo una pulizia con il GAST, che ancora non lo sa, insomma. Ancora non gliel'avete detto, no, però. Ma, cerchiamo di coinvolgere gli amici del GAST per fare una pulizia come abbiamo fatto per Scala dei Cappuccini, o come l'anno scorso, come abbiamo fatto per Campo San Giacomo, per sistemare, no, la zona una volta, no? Sempre sperando che la situazione poi così di pulizia sensibilizzi le persone a non abbandonare i rifiuti. Funziona di solito? Noi ci contiamo sempre, insomma, che sì, sicuramente se l'area è già degradata, uno butta i rifiuti senza troppi problemi, purtroppo, quindi la cura credo che serva sempre, sì. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questa mattinata, se ci sono altre segnalazioni che vuole inoltrare abbiamo un minutino circa, altrimenti chiudiamo così. No, sempre riguardo alla cura, volendo possiamo dire questa idea che svilupperemo meglio il prossimo anno, ma ci piacerebbe celebrare come ogni anno la giornata internazionale del gioco, che è il 28 maggio. C'è tempo, però con le scuole dobbiamo partire per tempo, quindi magari già a settembre coinvolgerle in questo. Quindi organizzare un evento per coinvolgere le scuole e celebrare questa giornata, ma allo stesso tempo anche coinvolgere le scuole nella cura del territorio a loro circostante, no? Che è molto importante educare già da piccolini alla raccolta differenziata, ma anche così alla cura del territorio che circonda le scuole, quindi allenare non l'osservazione, ma anche la sensibilità dei ragazzi. Ecco. Bene. Quindi sempre a tema. Grazie alla Presidente della Quinta Circoscrizione Michela Novel, buona giornata, buon lavoro. Ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti e arrivederci. Arrivederci.